Dottore. Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali per fare il punto sull'emergenza coronavirus e sugli sviluppi di questa situazione. Cominciamo subito con quelli che sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i casi di contagiati nella nostra regione in questa prima giornata di serrata totale dell'Italia intera. Allora, in Veneto, secondo i dati diffusi proprio pochi minuti fa dalla regione, i contagi, quindi i casi di persone positive al coronavirus, sono saliti a 1318 con una crescita di 269 casi rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio. 308 sono le persone ricoverate nei reparti dei vari ospedali del Veneto, 83 sono quelli ricoverati nelle terapie intensive, con un aumento di 2 persone rispetto all'ultimo bollettino di ieri, e 30 è il numero delle persone che hanno perso la vita nella nostra regione per il coronavirus. Questo quindi il bollettino della regione. Tra poco, non appena saremo pronti con la conferenza stampa, ormai consueto appuntamento del governatore Zaia per l'aggiornamento, ci collegheremo con Venezia, con la sede della unità di crisi della protezione civile di Venezia, dove come ormai appunto diventato consueto potremo sentire proprio dalle parole del governatore il punto sulla situazione ad oggi. Oggi è il primo giorno di serrata totale per il coronavirus, serata totale che sta cambiando proprio il volto delle nostre città deserte da un lato, ma non dappertutto, avremo modo di vederlo poi nel corso dei nostri collegamenti. Serata totale anche per quanto riguarda i confini del nostro Stato, tant'è che la Slovenia ha già alzato le barricate proprio per chiudere tutti i varchi di frontiera. Dovremmo essere collegati con il nostro Marco Stabile della redazione di Trieste, che dovrebbe proprio farci vedere in questi minuti com'è la situazione ad uno dei varchi di frontiera con la Slovenia, dove appunto le guardie di confine hanno posizionato delle barriere in cemento, oppure nelle strade più periferiche dei pesanti blocchi di pietra per impedire alle auto, ai mezzi italiani appunto di entrare nel loro Stato. Appena è pronto il collegamento dovremo esserci, se la regia me lo fa sapere. Intanto dicevamo il volto di queste nostre città cambiate profondamente proprio a causa del decreto che ieri sera il Presidente del Consiglio ha illustrato agli italiani alle 21:40, un decreto che prevede una chiusura di quasi tutte le attività commerciali, i negozi, tra poco lo vedremo nel servizio, appunto chi chiude e chi apre, chi può rimanere aperto. E allora, mi dice il collega del Friuli Venezia Giulia che è pronto. Fatemi sapere se riuscite a appunto collegarci in diretta con lui in maniera tale da vedere la situazione al confine. Allora, dicevamo città vuote, pochi passanti in giro, con passo frettoloso, qualcuno con la mascherina protettiva. Davanti ai supermercati questa mattina la gente, come già del resto in alcuni esercizi commerciali era già accaduto nei giorni precedenti, la gente veniva fatta entrare a scaglioni. Ecco, vedo nel monitor di preview il Marco Stabile appunto inviato al confine con la Slovenia. Sentiamo quindi qual è la situazione in questo momento ai valichi di frontiera nell'est del nostro paese. Marco, buongiorno. Devi aspettare perché abbiamo dei problemi col collegamento, te lo diciamo noi.
No, c'è un problema con il collegamento, tra pochissimo insomma, la regia riuscirà a ripristinarlo. Dicevamo intanto code davanti ai supermercati di persone con la mascherina che vengono fatte entrare a scaglioni proprio per evitare gli assembramenti. Qualcun altro prova anche ad allontanarsi, a fare jogging nei parchi, sugli argini, e di questo proprio parleremo più tardi, perché è una delle domande che ci sono state poste da tantissimi telespettatori che hanno telefonato in questi minuti in redazione. Allora vediamo Marco, vedo Marco Stabile in collegamento. Marco, buongiorno. Allora, cosa sta succedendo alla frontiera con la Slovenia? Dove ti trovi innanzitutto? Buongiorno Marta, come vedi alle mie spalle c'è il confine che divide Italia e Slovenia a Basovizza, uno dei confini minori in cui c'è stata la blindatura totale, ovvero cosa significa? In questo caso jersey fatti di ferro in mezzo alla strada, di qui non si passa, da questa parte in Slovenia non si entra a oltranza finché non passerà l'emergenza. Ovviamente si passa per i lavoratori transfrontalieri o per questioni di necessità e urgenza nei due, diciamo così, valichi autostradali, quello di Fernetti e quello di Rabuiese, ma si può farlo solo avendo con sé un certificato medico datato al massimo 3 giorni fa, che come dire, certifica il fatto che si è negativi al coronavirus, quindi sostanzialmente il flusso è praticamente molto vicino allo zero. Cosa succede? Per un veneto bisogna spiegarlo in maniera un po' più chiara, cioè la nostra area geografica, il fatto di dire Italia-Slovenia ormai è del tutto relativo da quel 21 dicembre del 2007, quando si aprì il discorso Schengen e quindi i confini vennero definitivamente aboliti. Di conseguenza ci sono persone che vivono e lavorano dall'una e dall'altra parte, quindi triestini che lavorano in Slovenia, sloveni che lavorano in Italia, bambini che vanno a scuola in Slovenia ma risiedono in Italia. Quindi una situazione che ormai è proprio quella della nuova Europa che tanto ci raccontano i media internazionali e che qui è diventata realtà. Qual è la novità importante? Ieri sera nel collegamento proprio con Antenna 3 della Sera abbiamo detto, proprio per questo tema della transfrontalierità, la Slovenia è chiaramente in ritardo sulle misure, perché le persone sono passate comunque da una parte all'altra. Ecco, l'ultima decisione da Premier di Marian Šarec, primo ministro uscente della Slovenia, di, se non sbaglio, proprio questa mattinata, la decisione che da lunedì anche le scuole slovene di ogni ordine e grado chiudono. Quindi le scuole slovene chiudono a partire da lunedì, la prima misura che è partita anche in Italia, se ricorderete, all'inizio di questa emergenza. Ormai potremmo dire i buoi in realtà sono già scappati, perché la gente nell'ultimo mese è andata avanti e dietro per questioni di lavoro, per scuola, per frequentazioni. A 1 chilometro da qui ci sono le famose gostilne, i ristoranti carsici sloveni che sono affollati di triestini e lo erano fino a qualche giorno fa, prima della prima ordinanza fortemente restrittiva. Dunque, come dire, anche la Slovenia sicuramente avrà il suo bel da fare, ma da lunedì le scuole restano chiuse. Abbiamo fatto anche un po' da virgolette vigili urbani, perché tante persone sono andate a dormire ieri sera magari presto, si sono svegliate e hanno detto beh, aspetta che vado a fare benzina in Slovenia che costa un po' meno, no? E sono arrivate qui davanti accanto a noi e abbiamo detto ragazzi, qua non si passa. E quindi sono tornati a casa. Una situazione paradossale ancora di più è quella che si vive a Gorizia, che era diciamo così, la Berlino del Friuli Venezia Giulia ai tempi della cortina di ferro, perché lì c'era proprio un muretto. Quel muretto è stato abbattuto nel 2007, Schengen, praticamente Gorizia e Nuova Gorizia sono diventate un'unica città e da ieri ci sono jersey in cemento di 60 cm su 2 file, come una sorta di nuovo muro. Vedete, c'è qualcuno che tenta comunque di arrivare al confine come questo cicloturista che non potrà far altro che tornare dietro. Buongiorno! Qua non si passa! Purtroppo la gita oggi si resta in Italia. Passa di là, bisogna adeguarsi, non ci avviciniamo per correttezza, ma è così. Va bene, niente, buon giro, si resta in Italia, il giro transfrontaliero oggi e credo per molto tempo, perché molti dicono che sarà poi l'Italia a dover fare lo stesso se dall'altra parte si propagherà il virus,
per un po' di tempo quella che era la nuova Europa del nord-est torna ad essere una situazione che è molto vicina ai tempi andati. Qualcuno dice nemmeno durante la guerra dei Balcani c'era una situazione del genere, perché la Slovenia in poco tempo è diventata indipendente e in poco tempo si è tornati a frequentare l'una e l'altra parte. Ecco Marco, allora intanto grazie per questo collegamento, noi siamo in attesa di collegarci con Marghera alla sede della Protezione Civile regionale, dove appunto ormai dal 21 di febbraio c'è l'unità di crisi per il coronavirus e dove tra poco il governatore Zaia dovrebbe aggiornarci su quella che è la situazione. Dicevamo, i contagi sono saliti a 1318, quindi 269 in più rispetto a ieri, e possiamo anche vedere come sono distribuiti all'interno delle varie province della nostra regione. Allora, un attimo, eccoli qua i dati. Allora, per quanto riguarda Padova, i contagiati sono saliti a 358, vediamo la classifica dei contagi che è stata appunto pubblicata proprio pochi istanti fa sul sito del Gazzettino. 358 a Padova, esclusi domiciliati nel comune di Vo Euganeo, mentre per quanto riguarda Vo Euganeo, che sappiamo è un cluster particolare proprio perché è rimasto zona rossa per 2 settimane, non ha quindi avuto nessun contatto con l'esterno, e proprio sugli abitanti di Vo Euganeo è in corso questo importante studio che potrebbe portare i ricercatori dell'Università di Padova a dei risultati importanti per quanto riguarda la conoscenza di questo virus, e quindi quello che speriamo tutti anche nelle misure per affrontarlo, vaccini o farmaci che siano. Poi seconda per numero di contagi provincia veneta è Treviso con 279, Venezia con 205 contagiati, Verona con 150, Vicenza con 122, Belluno con 48, Rovigo con 13. Poi ci sono altri 20 contagiati domiciliati fuori dal Veneto e 42 contagi che sono ancora in corso di assegnazione. Quindi la situazione sicuramente è preoccupante, l'ha detto chiaro e tondo ieri il governatore Zaia, facendo un appello molto forte, molto accorato a tutti i cittadini del Veneto affinché rimangano a casa, perché insomma ormai l'abbiamo capito, l'unica arma che abbiamo per sconfiggere questo virus è quella dell'isolamento, proprio perché farmaci non ce ne sono, il vaccino non c'è, quindi l'unico modo è quello di rallentare i contagi, di cercare di limitare il più possibile la progressione del virus, e questo si può fare solo con l'isolamento, di cui dunque l'appello di tutte le istituzioni a rimanere a casa, e di cui anche il senso del provvedimento che è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che prevede appunto la serrata di quasi tutti gli esercizi commerciali. Abbiamo un servizio proprio, prego la regia quindi di mandarlo in onda, con il riepilogo della situazione, quindi degli esercizi che da oggi, da questa mattina, sono chiusi, quelli che invece sono aperti, e anche il punto sulle attività produttive. Sentiamo quindi il servizio. Non è serrata totale, ma tante sono le nuove limitazioni introdotte dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in serata. Il provvedimento sospende dunque le attività di bar, pub, ristoranti per tutto il giorno e non solo dopo le 18, mentre restano garantite le consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, mercati di ogni tipo. Saranno invece aperti tabacchi, lavanderie ed edicole. Potranno lavorare anche particolari categorie come idraulici, meccanici, benzinai e pompe funebri.
Le industrie resteranno aperte ma solo con adeguate misure di sicurezza, cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio, a cominciare dalla sanificazione dei luoghi di lavoro. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione e le aziende sono invitate a incentivare ferie, congedi retribuiti e smart working. Accolte quindi le richieste delle associazioni industriali a partire da Confindustria Veneto, che aveva chiesto con forza di scongiurare lo stop totale. Garantiti i servizi bancari, assicurativi, postali e i trasporti, con possibili riduzioni però per quanto riguarda quelli locali. Le regioni decideranno caso per caso, operativi taxi ma anche treni, aerei, trasporti marittimi. A definire le modalità interverranno accordi locali tra aziende, regioni e sindacati. Con il nuovo giro di vita il Premier Conte ha inoltre annunciato anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con ampi poteri. Si tratta di Domenico Arcuri, l'uomo attualmente alla guida di Invitalia. Dovrà coordinare gli acquisti per le strutture sanitarie e potrà anche dare il via a nuove linee di produzione, strumenti che gli stessi ospedali veneti attendono con ansia. Ecco, quindi queste sono le misure, naturalmente sono in corso riunioni in tutte le associazioni di categoria, nelle sedi dei sindacati, proprio per chiarire meglio quelli che sono i contorni e quelle categorie, per così dire, borderline, che non sanno in questo momento se restare aperti o se restare chiusi o in che misura restare chiusi. Parliamo delle attività produttive, delle fabbriche, proprio perché nel provvedimento appunto è scritto che possono restare aperti esclusivamente, insomma, quelli che sono i reparti fondamentali. Gli altri devono essere chiusi e devono comunque essere garantite dall'azienda per poter tenere aperto delle misure di protezione dei lavoratori, per cui c'è grandissimo fermento naturalmente in tutte le associazioni di categoria, proprio per cercare di chiarire meglio e di stabilire quelli che sono appunto i provvedimenti da mettere in atto. Allora, nel frattempo dicevamo che il volto delle nostre città sta cambiando. Abbiamo le immagini che ci hanno inviato proprio poco fa i colleghi della redazione di Padova di quanto sta accadendo questa mattina a Padova, con una sanificazione delle strade per disinfettare appunto strade e piazze dal coronavirus. Ecco, vedete appunto le immagini, si stanno quindi spargendo con le idropulitrici dei disinfettanti, così da sanificare appunto le piazze e le strade. Una misura che avevamo visto nelle immagini che ci arrivavano dalla Cina, che ci arrivavano da Wuhan, che ci arrivavano dall'Hubei, ma che ora sono drammaticamente reali e drammaticamente arrivate nelle nostre città, anche nel Veneto. Queste quindi le immagini che ci arrivano da Padova che ci descrivevano i colleghi. Dopo avremo anche modo di sentirlo in diretta appunto da loro, come una città fantasma. Lo vedete sotto questi portici. Adesso se mandiamo ancora in onda le immagini, veramente non c'è nessuno, le vetrine sono spente, i negozi sono chiusi, i tecnici della municipalità stanno appunto spargendo questi disinfettanti per pulire, per disinfettare, per lavare i pavimenti. E c'è anche un messaggio che è stato pubblicato proprio poco fa da Ursula von der Leyen, quindi dalla Presidente europea, rivolto agli italiani. La Presidente della Commissione europea scrive: cari italiani, in questo momento difficile voglio dirvi che non siete soli. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. Un messaggio sicuramente importante e sicuramente sono molti in Italia che attendono un segnale non solo verbale ma concreto, vero, dall'Europa, di aiuto al nostro paese, che si trova appunto in grande difficoltà in questo momento. Grande difficoltà, anche se bisogna dirlo, proprio ieri l'OMS
dichiarando la pandemia da coronavirus, quindi non si tratta più di un'epidemia limitata solo ad alcuni stati, ma ormai è diventata una pandemia, quindi un'epidemia diffusa a tutto il globo, che quindi non si può più cercare di fermare per quanto riguarda la diffusione territoriale, ma si può cercare di arginare per quanto riguarda la progressione del contagio, ed è questo quello che continuano a ripeterci gli esperti da giorni, proprio perché un conto è avere un certo numero di persone, seppur elevato, di contagiati ma diluito nel tempo, un conto è avere migliaia di persone ammalate contemporaneamente, ed è proprio questo il grandissimo timore, proprio perché il sistema sanitario rischia di collassare a fronte di un numero molto elevato di pazienti. Sappiamo che circa il 10% dei pazienti ricoverati finisce in terapia intensiva, e i posti di terapia intensiva potrebbero non essere sufficienti per tutti. Il 15 di marzo, ha detto il governatore Zaia, secondo quelle che sono le proiezioni, in Veneto si dovrebbe raggiungere la completa occupazione di quelli che sono i posti di terapia intensiva normali, diciamo, nella nostra regione. Questo ovviamente comporta tutta una serie di problemi. Non dimentichiamo di fatti che ovviamente anche le altre malattie continuano a restare, per cui quei pazienti con patologie diverse dall'infezione di coronavirus, ma che comunque necessitano della terapia intensiva, pensiamo ai politraumatizzati, a chi ha un incidente, a chi ha un infarto, a chi ha un ictus, a chi ha delle operazioni, degli interventi chirurgici che non sono rinviabili, importanti, e che ha quindi bisogno della rianimazione. Ovviamente in tutti questi casi potrebbero esserci dei problemi davvero molto grossi. Di qui dunque l'appello accorato che è stato lanciato e che stanno lanciando in queste ore tutte le istituzioni agli italiani, perché rimangano a casa, perché non escano se non per motivi di lavoro, per chi in queste giornate deve andare comunque a lavorare, oppure per motivi sanitari non rinviabili, o per fare la spesa. Anche questa ovviamente è una necessità, ma andare a fare la spesa non significa andare a farsi la passeggiata, andare a fare il giro in piazza, fermarsi a parlare, significa andare a fare la spesa uno per famiglia, e questo è stato sottolineato chiaramente anche nel decreto. Non si potranno più vedere scene che si sono pur viste in questi giorni, nonostante tutte le raccomandazioni di intere famiglie, pure con bambini al seguito, che in questi giorni sono a casa da scuola, appunto andare al supermercato per fare la spesa. Dobbiamo dire anche che in questi giorni che hanno preceduto il decreto di serrata di ieri sera, molti negozi e molte grandi catene avevano comunque già deciso di chiudere. A Verona, per esempio, c'è un reportage proprio che è stato pubblicato stamattina dall'ANSA relativo alla città di Verona, che appunto ha già visto praticamente crollare a zero quello che è il numero di presenze turistiche sul proprio territorio. Moltissimi esercenti hanno deciso di abbassare le serrande già ieri, e sono davvero decine le vetrine nei negozi sui quali era già stato affisso, ancora prima che fosse obbligatorio, l'hashtag io resto a casa, e quindi moltissimi i negozianti, gli esercenti che avevano appunto deciso di chiudere i negozi. Allora, vediamo un attimo il video che ci hanno inviato relativamente proprio a questo, cioè al fatto di andare sì a fare la spesa, ma uno per negozio, una persona per famiglia per negozio. Allora sentiamo quindi il video con l'assessore regionale Roberto Marcato. Ecco, dovremmo...
per famiglia. Allora, Ecco. siccome non è necessario, a meno che non ci siano motivazioni particolari o gravi, andare con l'accompagnatore, ecco, per piacere, non serve fare la gita familiare per andare a fare la spesa. Una persona per famiglia che vada a fare la spesa, altrimenti rendete impossibile la gestione. Grazie. Ecco, questo quindi è l'avviso che è stato mandato proprio via Facebook dall'assessore regionale Roberto Marcato relativamente appunto a questa indicazione che viene data di fare la spesa una persona per famiglia. In questi giorni abbiamo visto già ingressi scaglionati all'interno dei supermercati, abbiamo visto raccomandazioni a mantenere le distanze. Da oggi la situazione sarà sicuramente ancora più rigida e più rigorosa. Ci vengono però sottolineati anche numerosi episodi di cittadini che comunque escono di casa e continuano la loro vita un po' come se niente fosse, portando fuori i bambini, portandoli al parco, andando a camminare, a correre. Questa mattina ho sentito il sindaco di Treviso, Mario Conte, che peraltro è anche presidente dell'Anci Veneto, che proprio in questi minuti sta girando la città di Treviso per invitare assieme alla protezione civile i cittadini a restare a casa. La restiera, mi ha detto, verrà transennata, le aree verdi nelle quali si riscontreranno insomma degli assembramenti soprattutto di ragazzini, di giovani che magari escono di casa per andare all'aria aperta, verranno chiuse, quindi questo sicuramente è importante da sottolineare. Allora vedo dalla regia un contributo video, se mi fate sapere di cosa si tratta. Sì. Ecco, allora abbiamo l'intervista a Matteo Celebron, assessore di Vicenza, che abbiamo appunto sentito proprio sull'aggiornamento della situazione per quanto riguarda la città di Vicenza. Assessore, ulteriore giro di vite per l'intero paese, come sta reagendo la città di Vicenza? Ma la città di Vicenza sta reagendo molto bene, ringraziamo chiaramente tutti i commercianti per la collaborazione, ringraziamo soprattutto gli operatori volontari che sono in prima linea. Raccomandazione ai cittadini è assolutamente quella di restare in casa se non per estrema necessità, quindi andare in farmacia oppure acquistare alimenti. State in casa, portiamo pazienza per 2 settimane, ma dobbiamo aiutarci tutti per riuscire ad uscire appunto da questa emergenza. Sul fronte dell'informazione, il Comune di Vicenza cosa sta facendo per comunicare con i cittadini, soprattutto le fasce più deboli? Ma siamo attivi assolutamente 24 ore su 24 su tutti i canali ufficiali, quindi il consiglio che do ai cittadini chiaramente è quello di seguire i siti ufficiali del governo, della regione e dei comuni. Come Comune di Vicenza chiaramente la raccomandazione è quella di seguire tutte le indicazioni che diamo attraverso il sito internet, la pagina Facebook, e di seguire le TV locali che stanno dando veramente un servizio, soprattutto a Rete Veneta stanno dando un servizio importante ai cittadini e li tengono informati tutto il giorno. Ecco, da un punto di vista sanitario, com'è la situazione in ospedale, nelle carceri? Ci può fare una panoramica? Ma è tutto sotto controllo, però chiaramente dobbiamo tutti quanti rispettare quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dalla regione e dal governo per evitare che ci siano chiaramente assembramenti e che si verifichino delle urgenze. Ha detto bene ieri il governatore del Veneto Luca Zaia: restate in casa perché il rischio altrimenti è di dover liberare gli ospedali dai pazienti normali per far sì che gli ospedali si occupino solo di coronavirus. È quello che non vogliamo e questo lo si può fare solo attraverso il rispetto delle regole. Ecco, avete in mente alcune iniziative, misure, chiusura dei parchi, chiusura dei mercati, qual è il punto?
Ma stiamo facendo delle valutazioni, chiaramente abbiamo già chiuso i mercati al netto dei banchi alimentari, che chiaramente sono beni di prima necessità per i cittadini. Chiaramente l'invito ai cittadini è quello di non fare assembramenti nei parchi o nei luoghi pubblici, quindi evitare le piazze e qualsiasi altro tipo di luogo, e muoversi solo in caso di estrema necessità. Questo lo dobbiamo ricordare e ci attendiamo appunto che ci sia rispetto da parte dei cittadini. Sul fronte dei controlli, la Polizia Municipale sta controllando, sta verificando l'attuazione delle disposizioni governative? Sì, assolutamente, sotto il profilo dei controlli c'è la verifica da parte della Polizia Locale e delle altre forze. Abbiamo già fatto delle sanzioni a chi non ha rispettato le regole. È un messaggio molto chiaro, non si scherza, dobbiamo assolutamente attenerci alle disposizioni per uscire da questa fase di emergenza e poi ripartire. Che sanzioni avete elevato? È stata elevata una sanzione ad un locale che non aveva rispettato la chiusura, i tempi di chiusura, ed è stata elevata anche una sanzione ad un conducente che si stava recando dalla propria fidanzata. Evidentemente non era un motivo di estrema necessità e per questo è stato sanzionato. Ecco, sulle autocertificazioni, i moduli possono essere recuperati in comune, li state distribuendo, come state affrontando anche questo aspetto più burocratico? I moduli e le certificazioni si possono scaricare attraverso il sito internet del Comune, della Regione e del Governo. La raccomandazione che facciamo è di non abusare e di non pensare che l'autocertificazione possa, diciamo così, liberare da qualsiasi tipo di responsabilità, perché resta il principio di muoversi solo in casi di estrema necessità. Portatevi con voi le certificazioni solo nel caso in cui dovete chiaramente utilizzarla per motivi di lavoro, per acquistare evidentemente alimenti o per recarsi in farmacia. Stop anche alle... Abbiamo avuto la videoconferenza ovviamente con il gruppo di coordinamento dell'unità di crisi della protezione civile. Abbiamo discusso di un po' di partite e ovviamente si è parlato anche del DPCM di ieri sera e delle ricadute che avrà. Vi dico però prima i dati di giornata rispetto al tema sanitario e quindi all'emergenza sanitaria. Abbiamo in questo momento 1318 persone positive, che vuol dire che sono persone che sono state rilevate dai test, dagli oltre 20.000 test che abbiamo fatto. E questo non significa che i positivi in Veneto siano solo 1318. Qualcuno mi dice: ma come si può pensare che a metà aprile possano esserci 2 milioni di veneti contagiati quando oggi ne abbiamo solo 1318? Oggi non ne abbiamo solo 1318, abbiamo 1318 persone intercettate da oltre 20.000 test fatti. E per questo motivo la ristrettezza delle misure e l'invito a non uscire di casa è indirizzato a quelle persone che sono positive, che non sanno di esserlo, mai lo sapranno perché mai verranno magari intercettate da un test, e che però sono contagiose, cioè riescono a dare un contagio con un R0, come si dice, 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva può contagiare 2,4 persone, che a sua volta contagieranno 2,4 persone, che a loro volta contagieranno 2,4 persone, quindi capite la crescita esponenziale. Allora, 1318 persone positive, 308 cittadini ricoverati, 83 in terapia intensiva, 30 persone che sono decedute. Purtroppo devo riaggiornare, siamo già a 32 perché dopo il bollettino di questa mattina, che è questo qui, abbiamo avuto l'ultimo decesso per il quale mi hanno informato, è decesso di una persona, di un cittadino di Bassano ricoverato. Sì, Bassano? Sì, sì, sì. Detto questo, il decreto, il DPCM, quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, impone ulteriori misure restrittive. Non sono totalitarie, sono nel senso che non riguardano tutte le attività. Avete visto e avete avuto modo di vedere queste misure riguardano le attività commerciali, riguardano tutta una serie di attività, escludono le attività industriali, diciamo le attività produttive, per le quali stiamo già lavorando, vi dico già, a
cercando di capire se riusciamo a costruire addirittura un'ordinanza per fare in modo che sia uniformata anche l'atteggiamento rispetto ai DP e quindi a tutti i dispositivi di protezione, piuttosto che a tutte le partite di rispetto delle regole, che sono quelle delle distanze utili tra lavoratori, o il tema della disinfezione dei locali o della disinfezione delle mani con i presidi che ci sono, che sono la mucchina o l'acqua e varachina o soluzioni alcoliche. Dall'altro c'è un altro tema che stiamo affrontando in queste ore, che è quello del trasporto pubblico locale. Sempre nel decreto si demanda alla Regione ovviamente di fare le verifiche sul trasporto pubblico locale, e quindi anche qui allora i due fronti che sono seguiti sostanzialmente dall'assessore De Berti per il trasporto pubblico locale, che si sta interfacciando con i colleghi assessori, dall'assessore Marcato idem per le attività produttive, e ovviamente l'assessore Lanzarini sul fronte della sanità. Restano impegnati tutti gli assessori, a iniziare dall'assessore Bottacin, che ha la protezione civile, e poi ovviamente tutta la squadra, insomma tutti gli assessori della regione sono impegnati. Detto questo, vi voglio anche ricordare che noi stiamo predisponendo un piano che vi presenteremo, che è il piano che prevede alcune misure straordinarie anche sul fronte della sanità. Abbiamo bisogno, visti gli algoritmi, viste le proiezioni che abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia spazio negli ospedali. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare, garantendo sempre la sanità. Un appello lo faccio, per dire, non so, l'emodialisi è garantita, un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di metterlo in evidenza: non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Questo assolutamente. Quindi stiamo preparando questo piano, nei prossimi giorni vi presenteremo. Domani avremo un punto stampa nel quale presenteremo un'iniziativa a mio avviso importante a favore dei veneti, sulla quale stiamo lavorando da una decina di giorni con un'impresa, e forse possiamo essere utili con questa iniziativa che presentiamo. Mi fermo qui, domani presentiamo il tutto. Ultima roba importante, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno dando da fare in queste ore, ovviamente il mondo della sanità del Veneto, che ringraziamo sempre, la protezione civile, i medici di base, e fra l'altro arriva sempre la richiesta di dispositivi, le mascherine. Non è che siamo disorganizzati, la verità è che sono centellinate e ce le danno col contagocce, visto e considerato che ne stiamo comprando in tutto il mondo di mascherine, ne abbiamo comprate in Sud America, ne compriamo in Asia, però abbiamo dei tempi di fornitura che non sono quelli propriamente nostri, che sono quelli, vabbè, ci mettono qualche giorno, però è pur vero che non ne troviamo, cioè non si trova materiale, addirittura una partita da 500.000 è arrivata allo sdoganamento, è letteralmente scomparsa, nel senso che qualcun altro l'ha intercettata e se l'è comprata in qualche altra parte del mondo. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa e getta. Però insomma siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna. Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini all'ospedale, ma portiamo di volta in volta. Anche questo fa capire che tu puoi essere la persona più ricca del mondo, ma poi con i tuoi soldi, se non trovi uno che è disposto a venderti una mascherina, vai in difficoltà. Voglio ringraziare i farmacisti
i farmacisti che oltre ai medici di base sono in prima linea, e penso che sia doveroso ricordarci anche dei farmacisti. E poi un ringraziamento, guardate, veramente di cuore, e ci tengo a sottolinearlo, ai sindaci, perché mi rendo conto che sono bersagliati da richieste dei cittadini, mi rendo conto che sono in prima linea, mi rendo conto che avrebbero diritto a informazioni, come tutti noi speriamo, no? Cioè, auspichiamo nell'amministrazione di avere sempre le cose belle cucinate al punto giusto. Non è così, siamo in emergenza. Come le riceviamo noi all'ultimo minuto, le ricevono anche i sindaci, però li ringrazio di cuore perché i sindaci stanno facendo un grande lavoro. Il lavoro del dialogo con i cittadini, il lavoro di assumere decisioni, il lavoro di curare l'interesse del cittadino, che in questa fase è quello della salute pubblica. Quindi ringrazio i sindaci veramente uno ad uno, gli oltre 570 sindaci del Veneto. Sbaglio sempre i numeri perché non mi ricordo mai quanti comuni si sono fusi, non fusi, eccetera, però insomma il plotone, quell'esercito della salvezza che sono i sindaci del Veneto. Quindi veramente grazie di cuore. E sappiano che il mio pensiero è sempre nella loro direzione, ma so anche che i nostri comuni sono in buone mani, perché oggettivamente i sindaci non si sono persi in polemiche, non si sono persi in schiumoni mentali, ma sono sempre stati operativi. E immagino che con l'ultima ordinanza comunque avranno avuto un po' di più chiarezza, pensati ai mercati settimanali piuttosto che il tema degli edifici, diciamo degli esercizi commerciali e quant'altro. Quindi grazie anche ai sindaci. Ultimo appello, l'ho detto ieri, ai cittadini: restate a casa, cercate di rispettare in maniera assolutamente rigorosa le regole, è fondamentale che si rispettino le regole. Vi posso garantire che l'algoritmo e diciamo, il gruppo di studio che ci dà i numeri anche ieri ha sbagliato di 2 pazienti in difetto, quindi vuol dire che l'algoritmo funziona, e se l'algoritmo funziona come ha funzionato oggi, cioè la previsione funziona come ha funzionato oggi, noi adesso avremo pian piano la crescita esponenziale. Ci auguriamo che l'uomo sbagli in questa fase e vinca la sorte, vinca come si può dire, il corso della storia, che è quello della natura. Però siamo davanti a un virus temibile. Qualcuno dice: ma dicevate che non era così. Ci dicevano che non era così. Tutti si ricordano gli scienziati, i professoroni che andavano in TV, nei media, voi stessi li avete registrati, intervistati, che parlavano di virus, di una specie di influenza o robe del genere. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate. Cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare, e quindi la macchina garantisce l'ossigeno al corpo in attesa che i polmoni si rimettano in buono, cioè si guariscano e tornino a dar vita libera, normale a quel corpo. Quindi guardate che le terapie intensive, ve lo ripeto, non sono frequentate solo da anziani. Finiamola con queste monate e con queste informazioni che si diffondono. State in casa, evitate, vedo circolando in macchina, vedo a volte campetti dove vedo gruppi di ragazzi che vanno a giocare. Non fate queste cose, perché se pensate di essere invincibili non è così, e comunque anche se lo foste portate a casa il contagio alla mamma, al papà, al fratellino più piccolo, piuttosto che al nonno, alla nonna. E quindi penso che a tutti dobbiamo chiedere un grande atto di responsabilità. Guardate, io oggi ho voluto postare, e ringrazio Chiara Zena di Teen Zone, quindi i ragazzi malati dell'oncoematologia, che hanno ovviamente patologie oncoematologiche, quindi malattie importanti, malattie che si possono guarire, ma malattie che debilitano, malattie che ti rendono immunodepresso per le cure. Ecco, io oggi ho postato sui nostri canali il video di questi ragazzi. Sono tutti ragazzi giovani che fanno un appello ai loro coetanei, ma a tutti noi cittadini, e sostanzialmente dicono: rispettate le regole, perché se il virus raggiunge noi non siamo in grado di difenderci da questa bestia. Ne verremo fuori, però vi ricordo che la vera cura siamo noi. La vera cura siamo noi.
Quindi ai cittadini dico, ho visto che già ieri si sono svuotate le città, i marciapiedi eccetera, fatelo ancora di più, non è una sfida rispetto alla macchina della polizia o dei carabinieri o dei vigili di dire boh, l'ho fatta franca, sono riuscito ad andare a farmi il giro per il centro città piuttosto che altre monate del genere. Dovete stare a casa, e a casa mi raccomando, lo dico ai cittadini, non organizzate cene di condominio, cene con i parenti, cene con gli amici, incontri, divani per guardare la TV, tombole, carte o altre menate del genere. Pensate di restare a casa col vostro nucleo familiare. Probabilmente in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi e asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete, non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Quindi stare a casa e rispettare le regole aiuterà tutti a fare in modo che possano essere praticate le cure in maniera ragionevole e sostenibile nei nostri ospedali. Abbiamo 60 ospedali, 68 ospedali, 54.000 dipendenti. Abbiamo una squadra eccezionale di sanitari, di medici, infermieri, OS e tutto quello amministrativi e vari. E siamo abituati a erogare 60 milioni di prestazioni sanitarie, però oggi siamo preoccupati della velocità del contagio, quindi state a casa. Prego, domande. Governatore, dopo le nuove regole c'è molta confusione per gli esercizi aperti o no. Ci sono delle realtà che sono particolari, il benzinaio può rimanere aperto ma ha il bar e quindi si addensano dentro questo bar, perché l'italiano alla fine fondamentalmente è furbo. C'è la caffetteria, pasticceria che però vende anche il pane e si addensano, le persone si recano in questi posti. Seconda domanda, ne approfitto, la Lombardia, ci è stato spiegato, ha preso degli ex capannoni fieristici proprio per aiutare gli ospedali. Possibile anche per noi, visto quello che ci ha detto? Guardate, ve l'ho detto prima, noi abbiamo un piano, ma è un piano che è ospedaliero, non vi posso anticipare di più. Abbiamo un piano che valuta anche lo stress test estremo, e vi ricordo che sullo stress test estremo mi evito di dire numeri di terapia intensiva perché sono da brivido, e non voglio citarli non perché nascondiamo la polvere sotto il tappeto, ma semplicemente perché per scaramanzia spero che non si arrivi mai, punto. E noi dobbiamo anche puntare anche su una dose di buona fortuna, questo lo dobbiamo dire, no? E chi crede deve anche, come si deve, sperare in Dio. Detto questo, vi dico che noi un piano ce l'abbiamo, lo presenteremo. Ma nel frattempo alcune scelte di natura sanitaria, come vi ho anticipato, le faremo. Per quanto riguarda i bar nei distributori, io ho posto una questione per dire, ma non è una critica, dobbiamo partire da un presupposto. Vi dico la questione che ho posto io anche questa mattina, gli autogrill aperti. È un'altra partita. Io sostengo che debbano restare aperti e faccio appello ai gestori degli autogrill, faccio appello alle società autostrade e a tutti i gestori autostradali, almeno nel mio Veneto, ma direi dappertutto, che dobbiamo garantire i bagni. Dopodiché qualcuno mi ha detto ma gli autotrasportatori come faranno? Fanno come facciamo tutti noi, ci compriamo il panino, ce lo facciamo, ce lo portiamo via. Non penso che sia la morte, la fine del mondo se uno non trova aperto il self-service dell'autogrill. Lo facciamo nell'interesse della salute di tutti i cittadini. Dopodiché, e qui spezzo una lancia nei confronti di chi scrive le leggi, noi non è che possiamo pensare di continuare a ragionare e di pensare che, ma visto che il bar è aperto nel distributore, tutti al bar del distributore. Perché se noi pensiamo che da qui all'infinito dobbiamo correre dietro a quelli che trovano il vulnus nella legge, finisce che io riempio le terapie intensive. I veneti devono capire devono stare a casa, non andare al bar. Al bar non si va, non serve adesso andare al bar. Allora, se è rimasto perché
la legge non ha previsto che ci sono alcuni distributori che hanno anche la mescita di bevande e alimenti, non si va, punto. Mi spiace per i gestori di questi luoghi, ma non dovete andare nei bar. E purtroppo, guardate, anche ieri sera, prima che arrivasse il decreto, io ho fatto ritorno a casa, ho visto tavoli pieni fuori dalle terrazze dei bar. E tanto è vero che ho detto, va, durerà ancora poche ore, perché sapevo che usciva il decreto. E per fortuna, ma noi non possiamo in continuazione fare un'azione di repressione, perché questo è un percorso che dobbiamo fare assieme con serenità. Non possiamo correre dietro a gente che pensa che il virus non esista. Chiaro? Presidente, ma quindi secondo lei è arrivato questo momento non adottare delle misure un po' più restrittive, quindi chiudere anche appunto le aziende, magari le grandi aziende che lavorano corpo a corpo tra le persone, potrebbe essere un'ulteriore soluzione per fronteggiare questo? Ma guardi, io mi fermo qui, dico semplicemente che questa non è un'attività che può fare la Regione, perché questa è una competenza squisitamente governativa. Peraltro c'è da dire una cosa. Scusa, perché non l'ho acceso prima? Non ti avevo acceso prima, te ne accorgi adesso? No, ma lei non poteva fare altre cose. Ah, ho capito. E dicevo, peraltro, devo anche dire un'altra cosa, che è pur vero che le misure fondamentali che arrivino a livello tutte le misure, non sto parlando solo di queste, perché poi abbiamo garantito l'accesso al tema dei fondi. Siccome si parla di 20-25 miliardi di euro, questi sono fondi che devono essere dedicati alle imprese. Dopodiché ho visto che questo provvedimento durerà fino al 25 di marzo, vi ricordo che le scuole restano chiuse fino al 3 e immagino che la situazione, se sarà quella che prevediamo noi sulle scuole, ho l'impressione che si apra un grandissimo punto di domanda per la riapertura, però anche questa è un'azione che andremo a valutare ed è di competenza nazionale e valuteremo al tavolo con il governo prima del 3 di aprile. Dico anche che tutte queste partite verranno poi, immagino, valutate. È pur vero che i temi che tu poni sono temi assolutamente reali. Prego. Sì, Presidente, una domanda. È pur vero che tantissimi veneti, tantissime persone ormai a questo punto in tutta Italia stanno dimostrando di avere, diciamo, sale in zucca, però ci sono ancora forse troppe persone che continuano a sottovalutare. Cosa dobbiamo fare con queste persone? Perché passando in parco si vedono... Facciamo così, infrango la legge, gli facciamo il test gratuito. Quelli che sono convinti che il virus non esiste si facciano vivi che facciamo il test. Ma quelli che sono convinti che no, adesso non vorrei che tutti chiamassero con la scusa di dire che il virus non esiste e vengono a fare il test. Ecco, capiamoci. Però come provocazione, se ci fosse qualcuno che è veramente convinto che lui non ha problemi a far nulla, probabilmente è uno già di contagiati. Presidente, ieri la commissaria europea ha detto siamo tutti uguali, siamo tutti italiani, come si sente un po' di commentario? Sì, lo vado a dire a quelli che chiudono le frontiere, lo vado a dire alle foto che abbiamo visto, spero siano reali, di frontiere di secondo livello con i massi per evitare il transito. Andiamo a dirlo ormai in Europa che è sostanzialmente paralizzata. Allora, prima lei mi chiedeva delle imprese, se continuiamo di questo passo le imprese non verranno chiuse dal DPCM, ma verranno chiuse dai mercati, perché se le nostre merci non riescono ad andare fuori dai nostri confini, finirà che le nostre imprese lavorano solo per il mercato domestico e non mi risulta che il mercato domestico sia sufficiente per le imprese venete e italiane. E comunque è un dato di fatto che qualcuno dice che Schengen non è sospeso. Io dico che bisogna prendere atto che quando tu vedi una colonna di macchine a un valico vuol dire che c'è qualcuno che ferma queste macchine, in teoria non dovrebbero neanche fermarsi. Non biasimo nessuno perché davanti a un virus comunque le reazioni sono le più disparate, però non è possibile che l'Europa sia così latitante. È scandaloso, è vergognosa l'assenza dell'Europa. E non sto facendo un discorso anti-europeista, io credo nell'Europa, però penso che l'Europa da un punto di vista finanziario è ancora in ritardo rispetto alla Federal Reserve che si è già mossa. E così è accaduto anche con la crisi del 2008. Prima Federal Reserve e dopo arriva la BCE. 2. L'Europa da un punto di vista sanitario non sta coordinando gli Stati membri. Ma scusate, ma è possibile che il Veneto fa 22.000 tamponi e ci sono stati europei che hanno i morti di coronavirus che hanno fatto meno tamponi del Veneto? Ma vi sembra normale? Ma cosa facciamo? Il gioco di chi va in classifica?
Noi siamo persone responsabili e io ho dato ordini di incentivare ancora di più i tamponi, perché ogni positivo che troviamo sta a casa, 14 giorni. Abbiamo visto come funziona questo sistema. Ovvio che non riusciamo a farne 5 milioni, anche perché il solo costo di 5 milioni, facevamo il conto questa mattina, acquisto tampone e analisi, mettendolo a 30 euro, sono 150 milioni di euro. Capite che è difficile fare un'operazione del genere. Detto questo, a parte i tempi che fa 5 milioni, noi abbiamo una capacità di 1500 tamponi al giorno, una roba del genere sul laboratorio principale, arrivare a 5 milioni ci vuole tanto. Detto questo, l'Europa ha un comportamento scandaloso e sulle frontiere c'è questo tema, è un tema reale che non possiamo trascurare, perché molti approfittano anche di questa partita per chiudersi. Che sia chiaro che il virus è diffuso in tutto il mondo perché l'OMS ha dichiarato la pandemia. E non possiamo accettare che il Veneto, la Lombardia e poi di conseguenza ovviamente l'Emilia Romagna e l'Italia siano diventate la One d'Europa. Chiaro? Perché il virus è arrivato un mese prima in Germania che in Italia. E se facevano i tamponi che abbiamo fatto noi, oggi avrebbero anche un'altra situazione descritta. E a me spiace anche che ci siano persone che anche mi scrivono, ci scrivono, che fanno, perché poi c'è sempre l'autodifesa, no? Ma chissà perché solo in Italia, ma state sbagliando la strategia, ma sì vabbè, se qualcuno vuole offrirsi come cavia facciamo la prova. Guardate, questo è un virus che manda la gente in terapia intensiva, noi non abbiamo mai avuto tutta sta gente in terapia intensiva, non so se l'avete capito, in Lombardia l'altro giorno sono morte 135 persone in 24 ore. Non in 24 mesi, in 24 ore. Il collega Fontana ha tutta la mia solidarietà e ieri sera mi diceva che sta andando in crisi, ovvero in esaurimento con i posti a Bergamo, in quelle province. Cioè la crisi è forte, non a caso hanno un padiglione della fiera attrezzato per terapie intensive. La questione è poco chiara per quanto riguarda il personale nelle scuole, cioè chi si sta comunque recando, seppur con turnistiche eccetera, però questa presenza è necessaria, non potrebbero rimanere a casa e non andare... Guardi, questo è sempre un decreto del governo, perché la scuola non dipende da noi. Qualcuno dice adesso non voglio aprire fronti con l'autonomia. Ma noi non abbiamo competenze, la scuola, siccome non abbiamo l'autonomia, non è una competenza nostra, né il personale, ATA come lo viene definito, né i docenti, tantomeno la programmazione o l'indizione della chiusura, dell'indizione della chiusura e dell'apertura delle scuole. Dipende dal governo, tanto è vero che ci vuole un decreto del governo. E il personale ATA nel DPCM che ho visto è previsto che ci vada a fare le attività, sono gli amministrativi. Immagino che non siano folle perché sono degli amministrativi e ovviamente i bidelli, adesso non so se offendo qualcuno a chiamarli bidelli, insomma chi si occupa diciamo dell'assistenza del resto delle attività. Punto. Immagino che nei grandi edifici non siano in tanti, però mi fermo qui, nel senso che questa disposizione va corretta con un DPCM, non con ordinanze della Regione. Presidente Walter Ricciardi dell'OMS, consulente anche del Ministero della Salute, ha appena dichiarato che sarà una guerra molto lunga, se tutti collaboriamo forse possiamo arrivare all'estate per superare questa emergenza. Come possiamo poi commentare anche questa frase? Che le abbiamo già dette noi queste cose, le abbiamo già dette noi nei nostri modelli, se non si interviene in maniera importante abbiamo gli ultimi e i pazienti a luglio. Mi fermo qui, non vi dico nel frattempo cosa accade. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, lei ha detto che... Stiamo lavorando. C'è già qualcosa? C'è un tema i temi sono alcune linee totalmente vuote, altre fortemente piene, e il tema della sicurezza. È ovvio che finché restano aperte alcune attività o alcuni movimenti di cittadini è inevitabile che il peso, sì, tutti dicono l'industria, ok, ma c'è anche il tema degli uffici, c'è anche il tema degli amministrativi, per cui cercheremo di capire bene tutto anche rispetto ai nostri uffici regionali. Però ci sta lavorando l'assessore De Berti. Abbiamo delle tempistiche o non? In tempo reale. Arriverà un comunicato oggi. In tempo reale. Prego. Altre?
Io andrei sulle domande dei colleghi a casa che hanno chiesto di scusa ai colleghi presenti, sono Carlo Parmigiano, sono capo ufficio stampa. Allora, io vado in ordine di arrivo delle domande. Bastianello, Genziaggi, a fronte del boom di nuovi contagi. Accendete un microfono, almeno si sente. No, si sente. Preoccupa la crescita di nuovi cluster o di fatto sono sempre gli stessi? No, guardate, il tema del cluster è un tema scientifico asseverato, cioè, quindi è così, ma ormai noi vi ricordate quando vi dicevo guardate che il virus è ubiquitario, ecco, ci ha raggiunto anche l'assessore Lanzarin, e il virus è ubiquitario, lo è a tutti gli effetti, quindi non andiamo, diciamo che abbiamo i focolai, i nuovi focolai, punto. Abbiamo la Cristina Giacomuzzo, giornale di Vicenza, con ben 9 domande, andiamo velocemente. Progetto tamponi con l'Università di Padova, ci spiega? Lo presenteremo a tempo debito. I medici di base anche ieri hanno denunciato di Nel senso lo presenteremo a tempo debito anche perché noi con i tamponi stiamo continuando a andare avanti. Rispetto al progetto nello specifico al professor Crisanti stiamo attendendo il professore che rientra da Londra e ha avuto difficoltà per giorni per poter essere autorizzato a tornare in Italia. Sì. I medici di base hanno denunciato ieri di sentirsi un po' abbandonati, non supportati, senza DPI, tanto che si autotassano e stoppano l'assistenza programmata. Cosa risponde? Ma che i medici di base fanno un buon lavoro, l'abbandono lo sentiamo tutti in queste ore, cioè anch'io quando mi trovo da solo a prendere decisioni, però è altrettanto vero che facciamo un lavoro di squadra. E poi voglio anche dire una cosa, il problema dei dispositivi è un problema reale. Cioè, una volta per tutte riusciamo a registrare che non è un problema di maleducazione o disorganizzazione. Mancano i presidi. Punto. Ma mancano nel mondo. Cioè, l'avete capito o no? Che mancano nel mondo. Cioè, oggi la mascherina, letteralmente il cartone di mascherine viene rubato da una comunità all'altra a livello internazionale. Soldi dello Stato, 20-25. Vi ricordo peraltro che la Protezione Civile da subito ha fatto un'ordinanza prevedendo che tutte le produzioni nazionali non debbano uscire dal territorio nazionale, per cui anche quei pochi produttori producono solo per l'Italia, ma non bastano. E 20-25 miliardi, quanti fondi potrebbero arrivare in Veneto? Forcolini mi ha detto che il Veneto ha diritto a un raccolto importante. Vabbè, ma questo poi lo vedremo, diciamo, con le suddivisioni, ovvio che non è che restiamo a secco. Trasporto pubblico lei ha già risposto, c'è il problema donazioni del sangue, scorte. L'abbiamo già detto. Medici di base abbiamo detto, terapia intensiva come sta andando l'abbiamo detto, sui medici e sul sangue no, quindi pare le domande sono finite. Nicolussi Moro, giornale Corriere del Veneto, un secondo, chiedo scusa. Nicolussi, ecco qua. Ecco, la collega Nicolussi Moro chiede quando iniziano i tamponi su asintomatici e su tutti i contatti, come aveva detto ieri. Ma noi stiamo procedendo con i tamponi, tanto è vero che abbiamo passato i 20.000, forse 22.000, roba del genere, e quindi noi di fatto siamo stati quelli negligenti che hanno sempre voluto fare i tamponi, criticati da tutti, anche da media, che volevano farci la lezione del fatto che erano inutili, ma noi li abbiamo fatti e per fortuna qualche esito penso lo abbiano dato questi tamponi, no? Trovare il positivo, asintomatico e isolarlo, e isolare tutta la corte dei contatti. Continuiamo, nel senso che noi non ci fermiamo. Ovviamente abbiamo ordinato, abbiamo già comunque una dose di tamponi, insomma, che ci vogliono settimane per farli tutti, ma abbiamo un magazzino in riempimento perché vogliamo comunque incentivare e incrementare ancora di più con un'organizzazione, diciamo, fatta in maniera diversa i tamponi. Occhio che 5 milioni di veneti da tamponare è impossibile temporalmente e anche dal punto di vista economico. La collega Pederiva del Gazzettino chiede il piano Marshall per la sanità, cosa ci sarà dentro? Sospensione delle attività di specialità residuale per dare gli spazi ai malati di Covid-19? Questo è un ragionamento che ci sta di minima, però vi posso garantire che quando l'avremo diciamo nero su bianco, diciamo che l'abbiamo già la bozza, lo presenteremo ufficialmente perché va presentato e spiegato.
onde evitare che poi ognuno dia la sua spiegazione. Io non vedo altre domande, se non forse, ecco, il collega Bonet chiede, fa appello a forza dei carabinieri per controlli di Sì, guardate, ne ho parlato anche ieri. Io penso che ci siano sempre, c'è una quota di irriducibili che non vuol capire che questa è una tragedia, una vera e propria emergenza. Per cui immagino che i veneti, che sono persone per bene responsabili, per la stragrande maggioranza, la quasi totalità, capisce e sa che deve rispettare le regole e stare a casa. Poi c'è sempre qualcuno che pensa di essere un premio Nobel e questo lo dedichiamo alle forze di polizia e ricordo che non si tratta di pagare una multa, è penale, si viene denunciati. È penale, si viene denunciati, cioè se qualcuno non ha ancora capito, quando ti fermano e non riesci a dare giustificazione del fatto che ti trovano alle 10 di sera in giro per le strade e non stai andando a lavorare, non hai un impegno indifferibile, è penale, ti denunciano d'ufficio, dopodiché te la vedi col tribunale. Quindi forse qualcuno non ha capito la gravità della cosa. Io le domande dei colleghi della carta stampata e di altre testate le ho finite, chiedo scusa per l'artigianalità della conduzione, ma mi pare che abbiamo risolto il problema anche se in via mediata. Grazie. Comunque che no, ha delle domande specifiche? No, le facciamo da qui in corso, sono disponibili. Prego. Prego. Presidente, rischio dei positivi asintomatici, la LAGIA, che si deve fare? È il vero rischio perché l'asintomatico positivo è colui che porta il contagio. Ogni asintomatico contagia 2,4 persone che a loro volta contageranno a 2,4 persone. Quindi bisogna identificarli per quanto possibile e isolarli. E come si fa a identificarli? Bisogna fare tamponi in massa? Beh, noi siamo quelli che hanno fatto più tamponi, ne abbiamo passati 22.000, bisogna identificarli quando c'è un focolaio e fare in modo che l'isolamento fiduciario per queste persone che non si ammaleranno mai sia imposto per i 14 giorni. Attività produttive non è di competenza della Regione, ma le normative decise dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissa delle regole. E con le regole fissate per le attività produttive, le ritiene utili le regole fissate per le attività produttive, bastano o serve limitazioni maggiori? Ma guardi, noi stiamo redigendo come governatori delle regole ovviamente a tutela dei lavoratori, della sanità pubblica nelle aziende. È pur vero che le aziende verranno messe in discussione nella loro produzione anche dal fatto che ormai alle frontiere è difficile uscire dall'Italia non solo per le persone ma anche per le merci. Questo perciò porterà ad una situazione al limite del rischio collasso economico? Beh, se l'avremo da un punto di vista sanitario c'è grosso rischio anche da un punto di vista economico. Qualcuno qualche settimana fa diceva che non bisognava parlare di recessione. Io dico che con questi indicatori il governo deve sapere che le nostre imprese hanno bisogno assoluto di aiuto. Serve un piano come nella guerra, un piano di guerra? Guardi, io l'ho chiamato piano Marshall per ovviamente mutuare quell'esperienza. Ci vuole un piano straordinario da un punto di vista sanitario, questo è poco ma sicuro e noi ce l'abbiamo, ma serve anche per le imprese, un piano Marshall per le imprese. 25 miliardi del governo sono il punto di partenza e non il punto d'arrivo. Ma le attività produttive non bisognerebbe chiudere del tutto per evitare quei movimenti che lei ritiene a rischio per il rischio appunto dell'epidemia coronavirus? Guardi, è fondamentale dire prima di tutto che la chiusura delle imprese non è una competenza di legge nostra. 2, se avviene deve avvenire con decreto perché poi ci sono le risorse a fianco per ristorare il danno. 3, terzo aspetto fondamentale è che noi dobbiamo rispettare anche tutte le regole per quanto riguarda tutte le altre restrizioni che spesso non rispettiamo. Dalla Confindustria voci contraddittorie su questo aspetto delle imprese. Lei che dice? Che il mondo degli industriali è assolutamente spaccato a metà. C'è chi sostiene che la chiusura per un paio di settimane o 3 settimane e creare voto sanitario con il coprifuoco sia la miglior soluzione, probabilmente dal punto di vista sanitario lo è, e chi invece pensa che tenere aperte le imprese con restrizioni dal punto di vista sanitario possa essere la soluzione. Di mezzo cosa c'è? Quello che vi ho detto dal primo giorno, la validazione scientifica. Se c'è un comunicato scientifico batta un colpo e ci dica cosa pensa. Lei cosa ne pensa?
Ma io penso che applico le direttive del comitato scientifico, visto e considerato che ci hanno spiegato che loro sono gli esperti e noi no. Secondo lei perché c'è stato un cambio così di passo nella situazione, nelle prime avvio dell'emergenza coronavirus, che l'ha visto sempre in prima linea, ad una totale preoccupazione adesso? Ma perché siamo partiti con un virus che veniva descritto come una semplice influenza, c'è ancora qualcuno che è convinto di questo. E poi pian piano, strada facendo, si è capito che questo virus manda le persone in terapia intensiva e devono essere intubate. Dall'altro voglio ricordare che poi qualcuno magari anche discuteva del fatto cosa ci fa Zaia tutti i giorni in sala operativa in protezione civile. Adesso si è capito cosa ci facevo. Senta, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, mi dice che si può arrivare, diciamo, lo dico io, si può arrivare ad un collasso della struttura No, lo dico sanitaria. io. Lo dico io, nel senso che se non ci diamo da fare e non diamo una mano alla sanità del Veneto rispettando le regole, non uscendo di casa, finisce che arriviamo a un punto di non ritorno. Ad oggi abbiamo la situazione sotto controllo, sono stati bravi i nostri operatori, però è pur vero che se la curva continua a crescere senza che nessuno di noi si metta d'impegno, finirà che non avremo letti a sufficienza per tutti. A questo punto state preparando un piano, cosa vuol dire? Il piano ce l'abbiamo, lo presenteremo, è un piano che prevede anche, diciamo, lo stress test totale, però ovviamente più imponente la mole di veneti da curare, ovviamente più si diluiscono le cure, visto e considerato che poi la capacità di cura, quella che abbiamo di altissima qualità, a un certo punto comincia a scemare perché la qualità su grandi masse è difficile mantenere. La Lombardia apre dei capannoni della fiera per mettere... Per noi non c'è questa eventualità al momento. Per il Veneto non c'è questa eventualità, ma invece di utilizzare ospedali che sono stati parzialmente chiusi o già chiusi, c'è questa ipotesi di affidare, di riaprire... Non c'è questa eventualità per noi in questo momento. Cosa verrà fatto per Il piano lo presentiamo un altro giorno. Grazie. Ma veloci ragazzi. Scusa, c'è ancora una domanda, poi ti do la parola. Scusate, nel frattempo è giunta la collega nell'IPI che chiede: ma se teoricamente con un crowdfunding trovassimo tutti i fondi, è ipotizzabile fare tamponi a un numero di cittadini? Non dico la parola. Guardate, da un punto di vista temporale diventa una roba impossibile, nel senso che 5 milioni di tamponi vuol dire che arriviamo forse all'estate, cioè una roba impossibile, e dall'altro costa circa 150 milioni di euro, cioè capite che con 150 milioni di euro riusciamo a fare cose molto più incisive sulla cura dei pazienti. Vi dico che noi stiamo comprando respiratori, ne sono arrivati altri 60, 55 monitor. La vera sfida qui è mettere in piedi letti, casomai volanti, ma che abbiano monitor, terapia intensiva e via. Vi ricordo che su nostra richiesta sono stati abbassati anche gli standard di queste postazioni, per cui oggi riusciamo a essere molto più agili nel mettere in piedi postazioni. Governatore, le volevo chiedere, non di competenza regionale, ma comunque è un tema molto delicato, le nostre carceri, la situazione? Guardate, dal punto di vista sanitario c'è un responsabile sanitario nelle carceri e dipendono dal governo, per cui mi fermo qui, punto. Cioè, non conosco la situazione. Grazie, buongiorno. Se volete c'è l'assessore Lanzarin se volete chiedere qualcosa. Grazie governatore. Vuoi dirlo? Ecco, allora, è terminata la conferenza stampa, il consueto punto stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Avete sentito, a 360 gradi è stato fatto il punto della situazione ed anche il messaggio che è stato lanciato oggi dal Presidente è sicuramente un messaggio di apprensione per quello che potrebbe accadere in Veneto se non verranno rispettate le regole. Allora, ne riparleremo tra pochissimo, la regia chiede la pubblicità, ora ci interrompiamo quindi per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in diretta con questa lunga edizione straordinaria per aggiornarvi sulla situazione del coronavirus. A tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata all'emergenza coronavirus. Avete sentito poco fa dalle parole del Presidente Zaia il punto della situazione a questa mattina in Veneto rispetto quindi ai dati che avevamo fornito un'ora fa in apertura di questa edizione straordinaria. Ci sono da registrare quindi altri 2 decessi, uno dei quali è avvenuto all'ospedale di Bassano del Grappa. 1318 sono i positivi, 308 le persone ricoverate, 83 delle quali in terapia intensiva. Una situazione preoccupante, ha detto il governatore Zaia, perché se non verranno rispettate rigorosamente da tutti i cittadini le misure di limitazione che sono state appunto varate dal governo, la situazione potrebbe collassare. Il punto di non ritorno potrebbe essere vicino. C'è un limite oltre il quale, ha detto il governatore Zaia, oltrepassato il quale si arriva al punto di non ritorno che significa saturazione degli ospedali, saturazione dei posti letto, in particolare quelli delle terapie intensive. Quindi l'invito ancora una volta a rispettare quelle che sono le raccomandazioni, invito lanciato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, che ha illustrato il nuovo decreto appunto approvato dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo un estratto. Vorrei cominciare ringraziando prima di tutto ancora una volta i medici, gli operatori sanitari, i ricercatori, che semmai anche in questo momento che vi parlo stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l'emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Il mio grazie va anche a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Vi ringrazio perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici e so che non è facile, ma sappiate che queste vostre rinunce, piccole e grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un Paese che è in difficoltà, ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore, di grande resistenza. E io ho una profonda convinzione, vorrei condividerla con voi. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un Paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo, lo ricordo, il Paese che per primi in Europa è stato colpito più duramente dal coronavirus. Siamo anche quelli però che stanno reagendo con maggior forza, con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri. Governare significa avere una visione a 360 gradi. Questa sfida, ormai lo sappiamo bene, riguarda la salute dei cittadini, è una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguarda anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole, di medie imprese. Nelle scelte che ho fin qui assunto abbiamo tenuto conto, insieme a tutti i ministri, di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza di voi italiani ha risposto, lo devo dire, in modo straordinario. Quando ha adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un paese grande, moderno, complesso come il nostro bisogna procedere gradualmente affinché tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo
e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Ecco, rieccoci in diretta. Avete sentito la prima parte dell'intervento di ieri sera del Premier Giuseppe Conte, che ha appunto cominciato ad illustrare agli italiani quelle che sono le misure, le nuove misure più restrittive adottate dal governo per limitare il contagio da coronavirus. Ringrazio intanto l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera, che ci ha raggiunto qui in studio. Buongiorno Assessore, grazie per essere qui con noi questa mattina in questo momento sicuramente difficile e drammatico per il nostro paese, per il nostro Veneto, per la città di Treviso, come insomma per tutti noi. Abbiamo sentito poco fa dal collegamento in diretta con la Protezione Civile, la centrale operativa dell'emergenza coronavirus, le parole del Presidente Zaia, parole sicuramente molto allarmate, perché la situazione, quelle che sono le proiezioni che vengono fornite dai modelli che indicano proprio la curva dell'andamento dell'epidemia dicono, queste sono le parole appunto del governatore Zaia, che nei prossimi giorni avremo una crescita esponenziale dei contagi, forse anche a causa di comportamenti di tanti cittadini, purtroppo bisogna dirlo, che non hanno rispettato quelle che erano e che continuano ad essere le prescrizioni, magari pensando forse anche per una disinformazione iniziale su questa epidemia che fosse una banale influenza. Purtroppo, e questo l'ha detto anche proprio poco fa Ricciardi dell'OMS, nei prossimi giorni pagheremo quelle leggerezze. Per quanto riguarda il Comune di Treviso, Assessore, in queste ore, diciamo, perché insomma è entrata in vigore ieri sera, per cui diciamo da questa mattina che ci si sta muovendo, come si procede, com'è la situazione? I cittadini hanno capito, hanno recepito l'importanza di rimanere a casa e la gravità del momento? Sì, onestamente, buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito. Sì, i cittadini hanno capito, non tutti, bisogna dire la verità, anche da noi il sindaco sta facendo un grandissimo lavoro di sensibilizzazione, personalmente, direttamente, tramite messaggi, perché anche l'effetto comunicativo è stato molto diverso, perché siamo passati proprio come città di Treviso, ma come provincia di Treviso, da una situazione di sabato a quella di oggi, che è mutata più volte e quindi cambia anche il nostro approccio anche come macchina amministrativa. Il sindaco ha sempre detto chiaramente: state a casa. È chiaro che l'informazione è cambiata, è diventata sempre più pressante man mano che anche noi avevamo sempre informazioni sempre più dettagliate, perché teniamo conto che tutte queste informazioni vengono dal Ministero, non vengono dal Comune, noi siamo solo l'organo interpretativo, perché spesso anche diciamo non sono così facilmente intellegibili come potrebbe essere, come dovrebbe essere fatto, e quindi anche noi cerchiamo di interpretare quello che sono i decreti e poi li applichiamo in maniera pedissequa. Che dire, la macchina amministrativa di Treviso non si ferma, forse anche come in termini anche troppo peggiorativi. Io mi ero attivato immediatamente per passare tutta la macchina amministrativa verso lo smart working, perché in un primo momento c'era stato un suggerimento di andare in quella direzione, ma sapendo la difficoltà che poi è la variazione diciamo della normalità rispetto a quello che è la macchina amministrativa, io ho chiesto immediatamente a tutti i dirigenti e a tutto il personale di attivarsi in quella direzione, e in quella direzione siamo andati. Oggi abbiamo fatto un'ultima riunione, noi siamo pronti, eravamo pronti a questa evenienza, anche se non diciamo se volevamo evitarla, ma la macchina amministrativa non si fermerà. È chiaro che è una grande sfida anche per il Comune vedere tutto quello che è possibile fare da remoto. Non era così semplice, ma lo stiamo facendo. Quindi, perché lo ricordiamo, lei è anche assessore al personale del Comune di Treviso, per cui insomma la macchina amministrativa non si ferma, i cittadini possono continuare ad avere un punto di riferimento nel Comune, perché poi non lo dimentichiamo, in questo momento di grande difficoltà, alla fine in prima linea, non sanitaria naturalmente, ma per tutte quelle che sono le domande dei cittadini c'è il Comune. Sicuramente. Oltre ad Antenna 3, devo dire, perché in queste ultime ore abbiamo ricevuto migliaia di telefonate di cittadini che chiedono
chiarimenti, che chiedono spiegazioni, in particolare nelle ultime ore immagino saranno tantissimi che vi hanno telefonato. Sì, io riprendendo anche quello che ha detto Mieli, quindi sicuramente un giornalista non rispetto all'assessore ma di grandissima fama e levatura nazionale, forse anche la modalità di comunicazione di questi tipo di provvedimenti non è stato il massimo, perché farne prima un'anticipazione a una certa ora e poi comunicarli alle 9:30 di sera e per la mattina dopo e adattarsi immediatamente a questo non è stato così semplice. Magari forse anticipare qualche ore ci avrebbe consentito di adattare anche la macchina amministrativa, tant'è che non è andata così, si è susseguito per 3 volte, perché questa è la terza volta che viene nella stessa fase e ormai ci siamo adattati noi a questo tipo di situazione. Però ripeto, il Comune è pronto, noi siamo pronti, continuiamo a dare le indicazioni di massima, anche interpretando ora dopo ora quello che è il decreto, perché ha delle pieghe in cui anche non tutto era chiaro fin dall'inizio, ci stiamo riuscendo, il sindaco sta agendo veramente in maniera, cioè a nessun amministratore, diciamoci francamente, è mai capitata una cosa del genere. Dai tempi della guerra non era mai successa una cosa del genere, ed è una guerra che non si vede, qui il nemico non si vede, è quella, ne discutevamo con i dirigenti, è quella differenza con un altro evento catastrofico, qui il nemico non lo vedi e quindi è difficile agire perché è una pandemia. Non lo vedi, e soprattutto è anche un'evenienza alla quale sinceramente penso che nessuno di noi avrebbe mai pensato fino a un mese fa, anche meno, insomma chi mai si sarebbe aspettato di trovarsi in una situazione del genere. Peraltro noi veramente su questo ringraziamo Antenna 3 ma tutti gli organi di stampa, perché dobbiamo contrastare quello che sono le fake news, perché è la prima situazione di emergenza di questo tipo nell'era di social network, di WhatsApp, in cui c'è una velocità di trasmissione incredibile delle informazioni vere, ma anche delle informazioni non vere. E quindi noi siamo in un continuo contrasto anche quello che può essere tutta una serie di situazioni di emergenza lanciate da qualcuno che pensa in questo momento di fare il simpaticone e che a cui dobbiamo rispondere con gli stessi canali. Però la velocità di smentita non è mai uguale alla velocità di diffusione delle fake news. Ieri mi hanno telefonato tutti per chiedermi se ci fossero stati gli elicotteri che dovevano sì, era girato anche questo messaggio che sarebbero passati gli elicotteri a disinfettare dall'alto. Io non so, assolutamente. Adesso, quando a bocce ferme, quando razionalizzeremo, riusciremo a riportare la situazione alla normalità, un giorno dovremo anche discutere chi commette questo tipo di reati, forse il procurato allarme andrebbe intensificato tipo di reato, perché il danno che si fa anche in queste situazioni è veramente incredibile, quindi a bocce ferme dovremo anche fare un tipo di ragionamento. È chiaro che, ripeto, il Comune e la macchina comunale deve rimanere in piedi, non possiamo fermarci, non possiamo abbandonare i nostri cittadini, non lo vogliamo fare. Il sindaco, che in questo momento è il punto di riferimento per i cittadini, ma anche per noi, perché chiaramente ci coordina da quel punto di vista come assessori, e io dall'altra parte, avendo il personale, tendo a coordinare con i segretari dirigenti, siamo, come si suol dire, sul pezzo, siamo pronti, ripeto, se spesso abbiamo risposte che magari possono sembrare non chiare, perché anche noi, uno non è che è nato assessore con una crisi del genere, quindi deve interpretare. A maggior ragione, insomma, tante cose sono delle novità anche per tutti voi e dovete man mano chiedere chiarimenti. La interrompo un attimo, Assessore, perché vedo che abbiamo in collegamento dalla unità di crisi della Protezione Civile a Marghera la collega Ilaria Marchiori, che ha seguito appunto la conferenza stampa del governatore Zaia relativamente al punto a questa mattina della situazione coronavirus in Veneto. Buongiorno Ilaria, allora abbiamo sentito insomma ancora un appello molto accorato, quello del governatore Zaia a tutti i veneti affinché rispettino queste regole, altrimenti la situazione rischia veramente di diventare drammatica. Ilaria. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. È da poco terminato il punto stampa col governatore Zaia e anche oggi ha voluto appellarsi ancora a tutti i cittadini, a questo punto quelli che stanno sottovalutando queste disposizioni e che continuano ad uscire di casa senza che sia strettamente necessario. L'ha detto, l'ha ribadito più volte: restate a casa, perché l'algoritmo che è stato effettuato sta dimostrando che quanto è successo e quanto accadrà è vero, quindi restate a casa perché arriverà questo picco e vanno limitati i contagi e la diffusione del virus il più possibile. Zaia ha detto
questo virus manda le persone in terapia intensiva, non si scherza. Ha ribadito questo concetto, manda le persone in terapia intensiva. Cosa significa questo? Che in terapia intensiva si viene intubati, è grave, quindi bisogna restare a casa. Questo è l'appello che continua a fare il governatore, che anche noi stiamo continuando a fare da giorni ormai, ma soprattutto in questi ultimi giorni alla luce di quanto stabilito da questo algoritmo e da quanto detto succederà proprio nei prossimi giorni. Ha voluto dire anche un'altra cosa: state bene attenti, perché non è vero che colpisce solamente gli anziani, questo non è vero, colpisce anche persone che non sono anziani e anche persone più giovani. Proprio per questo si appella in particolare ai giovani, in particolare a quei giovani che lo stanno sottovalutando, chi viene trovato in gruppetto a correre anche per le strade, ma comunque in gruppetto, chi prendeva l'aperitivo prima della chiusura dei bar e poi si sedeva sui tavolini fuori. I giovani non devono sottovalutare questo problema, devono rimanere a casa. Ha detto anche: se non venite colpiti perché magari avete la fortuna di essere più forti o di avere delle difese immunitarie più resistenti, questo non significa che non facciate danni, perché il virus lo portate a casa, lo portate ai genitori, lo portate ai nonni, lo portate ai fratelli, insomma nessuno deve sottovalutare questo appello da parte del governatore, perché è fondamentale che si esca il meno possibile, in particolar modo in queste giornate in cui ci si sta aspettando di arrivare ad un picco. Ha anche aggiunto che attualmente a livello sanitario la situazione è sotto controllo, ma se non vengono rispettate nella maniera più assoluta e rigorosa, lo stiamo dicendo continuamente da giorni, ma a questo punto, visto che c'è chi sembra non ascoltare questi appelli, è bene ripeterlo. Se le persone non prenderanno in considerazione questo appello e non faranno quanto detto, si arriverà ad un punto di non ritorno. Questo ha detto il governatore. Ci troveremo costretti a dover liberare gli ospedali, dunque da chi ha bisogno di cure che non riguardano coronavirus, per riempirli di persone con coronavirus. Quindi questo sarebbe il punto di non ritorno e non si vuole, ma soprattutto non si può arrivare a questo punto, perché se ad oggi la situazione è sotto controllo, nel giro di poco tempo, se non vengono rispettate queste disposizioni, potrebbe sfuggire di mano a tutti e allora la situazione diventerebbe grave e si arriverebbe al punto di non ritorno. Un altro appello importantissimo che il governatore ha fatto e che è bene sottolineare è quello ai donatori di sangue. Ha detto: non abbiate paura. È tutto sotto controllo, voi stessi siete monitorati e tenuti sotto controllo, ma non smettete di donare, perché in questo momento ce n'è particolare bisogno. Dunque appelliamoci anche noi a tutti i volontari e a tutti i donatori che si sono sempre dimostrati, proprio perché sono donatori e volontari altruisti nei confronti degli altri, a non mollare proprio in questo momento di particolare bisogno e in cui è fondamentale proprio che ci siano anche loro per le loro donazioni. Questo dunque in sintesi quanto ha detto il governatore. Abbiamo parlato anche del trasporto pubblico, perché il decreto rimanda le decisioni in questo caso alle regioni e quindi proprio oggi dovrebbero arrivare dalla Regione Veneto, su cui sta lavorando l'assessore ai trasporti Elisa De Berti, delle disposizioni e delle novità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale della nostra regione. Ecco, peraltro Ilaria, tra i vari punti toccati dal governatore c'è stato anche quello del problema delle mascherine. È un problema reale, ha detto, abbiamo sentito in questi giorni più volte richieste di dispositivi di protezione individuale da parte del personale sanitario in primis e naturalmente poi da parte anche dei cittadini. Anche in redazione ora proprio mi segnalavano i colleghi, arrivano tantissime telefonate di gente che cerca disperatamente queste mascherine. Una cosa fondamentale è comunque dire di lasciare quelle che ci sono, soprattutto quelle, ormai abbiamo imparato a conoscere anche le sigle FPP3, FPP4, che sono, FPP2 scusate, che sono quelle appunto per gli operatori sanitari. Lasciamoli intanto a coloro che stanno combattendo in prima linea per noi. Giusto Ilaria? Mi pare sia stato questo anche il messaggio del governatore. Sì.
Sì, questo è un messaggio, e poi ha voluto anche specificare che sì, è un problema reale, ma che non riguarda solo noi, è un problema mondiale. È proprio questo il termine che ha utilizzato il Presidente Zaia, un problema mondiale. C'è chi cerca di fare la guerra per avere il cartone con cui vengono realizzate queste mascherine, di cercare di andarle a prendere in un posto piuttosto che in un altro, per cui è un problema che sta coinvolgendo tutto il mondo e quindi non solo il nostro paese. Ha detto che ogni paese cerca di produrle per non farle uscire dal proprio territorio, però per quanto riguarda per esempio nello specifico l'Italia, se ne stanno producendo, ma ovviamente non sono ancora abbastanza. Dunque sì, è vero che è bene lasciarle a chi ne ha particolare bisogno perché cura gli altri, oppure sappiamo bene le persone immunodepresse eccetera, e soprattutto non fare la corsa agli acquisti diciamo tra virgolette in stock, perché non ha alcun senso procurarsi decine di mascherine quando in realtà ne ha sufficiente una persona. Ecco, grazie. Allora, grazie Ilaria, torneremo a collegarci con voi nel corso di questa lunga diretta straordinaria del nostro telegiornale. Grazie quindi a te e al collega Sandro Ponchio che state seguendo appunto minuto per minuto questa emergenza. Assessore, torniamo da lei tra pochissimo, vediamo la pubblicità. A tra poco. Alla gente di andare in... Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri notiziari dedicata all'emergenza coronavirus. Per fare il punto sulla città di Padova, le chiedo ancora qualche minuto, Assessore, perché vedo in collegamento la collega Valentina Visentin dal centro di Padova, dove peraltro abbiamo già visto all'inizio della nostra diretta le immagini delle disinfestazioni che sono state messe in atto questa mattina in strade e piazze del centro storico. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo in Piazza della Frutta. Come hai detto, questa mattina alle 7 sono iniziate la sanificazione di strade e piazze, anche i tradizionali leoni del caffè Pedrocchi sono stati puliti e sanificati, così come le biciclette nelle rastrelliere della stazione. Qui siamo in Piazza della Frutta, tradizionalmente qui si svolge il mercato, l'unico banco presente era quel banco di frutta e verdura che adesso sta sgomberando. Qui tradizionalmente in Piazza della Frutta ci sono anche i banchi dell'abbigliamento e questa mattina proprio non sono arrivati, l'unico era quel banco lì, e le poche persone che abbiamo visto in questi minuti che siamo stati qui in Piazza della Frutta andavano a rifornirsi di frutta e verdura. Abbiamo visto pochissimi padovani, e quei padovani che abbiamo visto erano tutti muniti di mascherina o guanti monouso, uno o due persone, non abbiamo visto assembramenti, quindi insomma un comportamento educato e rispettoso che ha dimostrato grande senso civico, quello che ha chiesto più e più volte in questi giorni anche il sindaco Sergio Giordani, invitando i suoi concittadini a rimanere a casa, soprattutto i ragazzi più giovani. Vedete una Piazza della Frutta deserta, laggiù ci sono alcuni bar che hanno completamente chiuso, le sedie accatastate. Adesso vi facciamo vedere anche l'altra piazza, Piazza delle Erbe. Prima però vi mostriamo alcuni negozi qui del sottosalone che hanno chiuso perché ovviamente non rifornendo alimenti hanno chiuso questa merceria, ha appeso un cartello avvertendo e salutando i clienti e dando alcuni riferimenti per i corrieri. Il negozio rimarrà chiuso fino a data da destinarsi, lo vedete. Adesso vi mostriamo, chiedo a Federico Cibotto di seguirmi, facciamo con voi una passeggiata. In realtà non si potrebbe fare la passeggiata, dovremmo tutti rimanere a casa, ma vi mostriamo comunque qual è la situazione in Piazza delle Erbe. Se Federico mi segue, adesso vi mostriamo quanti banchi della frutta ci sono, un numero davvero esiguo rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi padovani quando veniamo al mercato. Facciamo una passeggiata veloce, intanto vedete comunque le strade sono vuote, ci sono pochissime macchine. Adesso vi mostriamo un attimo la situazione di Piazza delle Erbe.
Eccoci qua, gli ultimi banchi, adesso Federico Cibotto vi farà vedere gli ultimi banchi che sono rimasti, e pochissimi clienti che si sono visti questa mattina. Sono più che dimezzati i banchi in piazza delle Erbe, vedete laggiù ci sono ancora alcuni clienti, pochi che hanno la mascherina. Ora vi mostriamo un'altra realtà storica di Padova, ovvero il sottosalone, per noi una sorta di primo centro commerciale con tante botteghe, e invece vedete che molti hanno chiuso le serrande. E quindi insomma questa è la situazione. Nel frattempo oggi il Comune di Padova ha fatto sapere che molto probabilmente si arriverà anche alla chiusura di parchi pubblici, dei parchi giochi per bambini, e avremo comunicazioni più dettagliate nelle prossime ore, ma comunque vi aggiorneremo. Questa è la situazione da Padova, se non avete altre domande restituisco la linea allo studio. Sì, grazie. Allora, grazie Valentina, buon lavoro a te e al collega Federico Cibotto. Assessore Manera, allora abbiamo visto la situazione, in questo caso Padova, il centro storico praticamente vuoto, è anche un orario, diciamo, che solitamente in ogni caso è abbastanza come dire, poco frequentato, il centro storico della città. Eppure insomma la gente sta cominciando a capire, ma nello stesso tempo mi diceva anche proprio il sindaco Mario Conte questa mattina, in alcuni luoghi si continuano a vedere delle persone fuori, tipo la Restera, tradizionale luogo della passeggiata dei trevigiani, complice forse anche la bella giornata primaverile, il bel sole, che comunque vanno a farsi la passeggiata, mamme che portano i bambini ai giardinetti. Lo sappiamo, le scuole sono chiuse, è difficile tenere chiusi in casa i bambini, però in questo momento è importantissimo farlo, e in questo caso sono anche sanzionabili, nel senso, la mamma che esce e porta il bambino nel giardinetto. Sì, sono sanzionabili, però ripeto, noi vogliamo essere propositivi da questo punto di vista, e questo appello state a casa non lascia dubbi interpretativi, quindi a eccezione di comprovati motivi lavorativi, le fabbriche sono ancora aperte, teniamo conto di questo, o tutte quelle situazioni come le banche, le farmacie o la distribuzione di alimentari, quindi i supermercati, in tutti gli altri casi, cioè tutti i fatti indispensabili, stiamo a casa. È chiaro che se uno va nel giardino di proprietà, dove è da solo, nel giardino di casa propria è una cosa, ma già quando esce e può incontrare altre persone è motivo di contagio. Quindi io capisco, guardate, è uno sforzo per tutti noi siamo chiusi tra casa e lavoro e comune per dare continuità, quindi non è uno sforzo che fanno solo i cittadini, lo stiamo facendo tutti, e purtroppo questo virus, questa è la caratteristica del virus, tocca tutti gli strati sociali. Questo sacrificio lo stiamo facendo tutti, ma dobbiamo farlo, perché non è selettivo rispetto all'anziano, al giovane. Ha fatto benissimo il governatore a dirlo. Sì, è vero, magari non ci sono casi di bambini in ospedale, ma possono trasmettere agli anziani e agli adulti, ai loro nonni, e quindi state a casa. Chiaro, noi non vorremmo arrivare al punto di dover sanzionare le persone, ma forse ci dovremmo arrivare. Ecco, questo molti ce lo segnalano, ci dicono andate a sanzionarli, però ecco, noi preferiamo essere propositivi e evitare che questo avvenga. Però insomma l'importante è che la gente finalmente lo capisca, sì. No? Perché purtroppo abbiamo visto prima l'ansia del Ricciardi, del rappresentante dell'OMS, che diceva appunto tra una settimana vedremo il risultato, sì, purtroppo negativo di questi comportamenti scorretti, gente che partecipava alla movida fuori dai locali. È accaduto non più tardi di venerdì sera anche a Treviso con l'intervento della polizia locale, gente che è andata a farsi la passeggiata al mare domenica nonostante fosse già vietato, quindi insomma la gente deve capirlo, a maggior ragione soprattutto se a casa ci sono delle persone fragili, ancor più, no? Gli anziani. A proposito degli anziani, Assessore, c'è un'iniziativa interessante, ne stavamo parlando proprio prima durante la pubblicità, che arriva dai farmacisti trevigiani. Sì. Guardi, mi è arrivata adesso, quindi la volevo leggere perché anche io la sto leggendo, è molto interessante, me l'ha segnalata la dottoressa Lorenza Cenedese, che è la presidente di Farmacie Trevigiane, che
in accordo con la Croce Rossa Italiana, Federfarma ha fatto un servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci. Questa è una versione molto intelligente di quello che vuol dire restate a casa, ed è legata ed è diretta alle persone con oltre 65 anni soggetti con sintomatologie da infezioni respiratorie e febbre, oltre che le persone non autosufficienti e sottoposte a misura di quarantena, o in ogni caso risultanti positivi al virus. Quindi da questo punto di vista, chiamando il numero verde, lo leggo qui, 800 065 510, attivo 24 su 24, 7 giorni su 7, con la prescrizione medica si ottiene direttamente a casa, senza costi aggiuntivi, tutti i farmaci di cui queste persone hanno bisogno. È molto importante questo perché, ripeto, la rete sociale in questo momento è fortemente, e questo il Comune vuole garantire, è fortemente in difficoltà perché non avevamo previsto questo, ma lasciando attivi tutti i servizi del Comune riusciamo a garantire tutti i servizi in precedenza. Infatti spesso molti mi chiamano e mi dicono: ma perché non chiudete il Comune? Perché poi tutta questa rete sociale viene attivata esattamente dal Comune, che consente alle persone in stato di fragilità di poter continuare a non essere soli e ad avere tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Certo, sicuramente a maggior ragione sono importanti servizi di questo tipo, soprattutto quando si parla di persone anziane, certo, che in questo momento sono quelle che dobbiamo cercare di proteggere e di tutelare il più possibile. Allora, mi segnalano dalla regia ora che abbiamo in collegamento telefonico da Venezia il collega Lorenzo Maier, che ci aggiorna sulla situazione appunto a Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti voi. Allora, com'è la situazione? Abbiamo visto in ANSA che questa mattina si è creato anche una sorta di gruppo di preghiera davanti alla stazione ferroviaria di Venezia, è così? Sì, esatto, la stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia è ovviamente deserta questa mattina, così è nato un concentramento spontaneo di persone, ovviamente tutti si sono premurati di comunque rispettare una certa distanza, ma si sono recati davanti alla statua di Santa Lucia e si sono così uniti in una preghiera spontanea. Questo perché ricordiamo che la statua di Santa Lucia è una statua molto importante qui a Venezia, è venerata soprattutto nel mese di marzo, in cui ricorre anche la cosiddetta infiorata, cioè il compleanno di Venezia, e ogni anno il patriarca appunto si reca davanti a questa, patriarca Francesco, a questa statua e depone una corona di fiori. Solitamente questo appuntamento è anche così assistito da tanti bambini delle scuole che fanno la cornice. Oggi non siamo ancora nella festa dell'infiorata, però questa statua è una statua che per Venezia significa molto, e quindi c'è stato un concentramento spontaneo di persone che si sono riunite in preghiera di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. C'è proprio la chiesa anche di Santa Lucia dove ci sono le spoglie della Santa, e una preghiera guidata spontaneamente a turno da alcuni giovani e da persone, le poche persone che c'erano nelle stazioni, perché ci si affida anche, come diceva il governatore Zaia, a chi crede anche diciamo questo valore aggiunto della preghiera. Quindi è stato anche molto bello, molto sentito vedere una cosa spontanea, non organizzata, che è stata comunque in una stazione semideserta con i treni vuoti eccetera, ha dato molto negli occhi, e probabilmente verrà ripetuta anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ovviamente dal punto di vista del turismo e delle attività commerciali, il ultimo decreto ministeriale ha dato un ulteriore giro di vita, quindi è anche positivo, pur in una situazione di grande difficoltà, vedere come tutti per fortuna si stiano cercando di adeguare, quindi anche tutta l'area intorno alla stazione, che solitamente è affollata di gente che si recano anche nei negozi eccetera, in realtà era deserta, e il personale della Polfer, della polizia ferroviaria, comunque è a disposizione per
per i controlli, per le verifiche, anche per dare informazioni comunque alle poche persone che c'erano, che ci sono, e soprattutto agli addetti ai lavori, perché chiaramente un presidio da parte degli operatori qualificati in un luogo sensibile come quello delle stazioni va sempre garantito. Ecco. Allora, grazie Lorenzo, naturalmente ci aggiornerai nel corso della giornata sulle ulteriori situazioni che si vengono a verificare a Venezia centro storico. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dedicata all'emergenza coronavirus. Qui con me in studio l'assessore Alessandro Manera del Comune di Treviso. Assessore, proprio durante la pubblicità stavamo parlando della situazione anche delle attività produttive, delle tantissime attività produttive che ci sono nel caso specifico nel nostro territorio, ma insomma in tutto il Veneto, in tutta Italia, che stanno risentendo pesantemente naturalmente delle conseguenze di questa epidemia. Il decreto che è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri non prevede la chiusura delle fabbriche, insomma delle attività produttive, perlomeno quelle che sono in grado di garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Il problema però comunque è grossissimo, no? Voi ve ne siete resi conto proprio con un confronto anche con gli imprenditori? Sì, certo, la questione è un po' complessa, perché effettivamente bloccare tutte le attività produttive tranne le fabbriche comporta uno sbilanciamento importante, perché allora a quel punto ci si chiedeva se non bisognava chiudere tutto. Però è chiaro che chiudere delle linee produttive non avviene dalla sera alla mattina, e non è così semplice, e soprattutto rischierebbe di mettere in crisi tutta la filiera poi produttiva anche di altri paesi. Allora c'è da dire che le multinazionali erano già più avanti da questo punto di vista con i sistemi di controllo interni alle aziende, cioè le mascherine, le distanze, le protezioni. Quindi è chiaro che è il minore dei mali rispetto a quello che poteva essere chiudere tutto, cioè forse chiudere tutto poteva essere pensabile, ma difficilmente attuabile in un'Europa interconnessa. Quindi o si fermava tutta l'Europa, oppure molte delle nostre aziende che forniscono altri mercati all'interno dell'Europa sarebbero stati in maniera irrimediabile, praticamente in maniera irrimediabile non avrebbero più riaperto. Quindi a quel punto bisogna capire anche come agirà l'Europa da questo punto di vista, perché non ci può lasciare soli, non può lasciare la nostra industria sola per poi alla fine di questa crisi, perché ne usciremo da questa crisi. Cioè adesso io voglio essere anche positivo, tutti, dobbiamo uscire da questa crisi. Prima o poi ne usciremo. Quando ne usciremo noi dobbiamo avere anche le spalle abbastanza forti da poter continuare, e l'industria primaria non parte dalla sera alla mattina, ma ha una filiera produttiva molto lunga, e quindi rischiavamo che la coda di questo problema ce lo portassimo fino all'anno prossimo. Chiaro che si è messo in controbilanciamento l'aspetto sanitario rispetto all'aspetto produttivo, ma io sono sicuro, perché voglio pensare questo, che in tutte le fabbriche che continuano a lavorare siano presi al massimo tutti i sistemi per controllare la possibile diffusione del virus. È chiaro che è più facile che avvenga in un momento, diciamo, di relax. Parlavamo prima della Movida. È chiaro che quando c'è la Movida a Treviso, come in qualsiasi altra città in cui c'è continuità tra le persone, a quel punto un virus ha una trasmissione fortissima. Nelle fabbriche sicuramente, lo sappiamo, sono stati adottati delle prescrizioni tali da evitare qualsiasi tipo di contatto tra le persone. E quindi questo dovrebbe in qualche modo, speriamo, insomma, garantire, no, sicuramente questo... insomma, la sicurezza dei lavoratori. Certo. So che se ne sta parlando anche in sede sindacale, infatti più avanti nel corso di questa lunga diretta avremo ospite anche Cinzia Bonan, segretaria della CISL di Treviso e Belluno, che proprio in questi minuti mi dicevano è impegnata in una lunga riunione con tutti i delegati, proprio perché stanno analizzando questa situazione
appunto di tutti coloro che in questi minuti continuano a lavorare. Un'altra questione, sempre legata al discorso economico del territorio, è quella dei negozi. Da questa mattina praticamente tutti i negozi che non sono sostanzialmente generi di prima necessità, quindi alimentari e farmacie, tutti gli altri, praticamente quasi tutti, sono chiusi per decreto. Vi siete in qualche modo confrontati? Lei ha avuto modo di girare per la città stamattina? Che effetto fa vedere una città così? Allora, è incredibile, cioè io penso neppure da bambino il 15 di agosto la mattina presto io ho mai visto Treviso in questa situazione, cioè è veramente una situazione surreale, ma d'altronde se lo stiamo a casa, è quella la direzione per combattere il virus, a questo punto, a questa situazione dovevamo arrivare. E questo io sono contento perché vuol dire che il 99,9% dei trevigiani hanno capito finalmente la gravità della situazione. Io vedo la città deserta, da una parte è la morte nel cuore per chiunque ami questa città, dall'altra parte è dire sì, finalmente abbiamo capito. C'è da dire che sono aperte ancora le banche, però molte delle attività possono essere fatte via internet, ormai quasi tutte le movimentazioni possono essere fatte via internet, e quindi io spero anche che il governo a questo punto di vista dia una proroga a tutta quella che sono una serie di pagamenti anche a livello comunale, noi ci speriamo, perché è di scadenze che chiaramente il comune deve continuare ad avere, ma io spero a questo punto di vista, e sono sicuro che le circolari che seguiranno a questo decreto lo chiariranno, cosa verrà posticipato, perché chiaramente non puoi bloccare tutta la macchina e continuare ad avere le stesse scadenze che avevi il giorno prima, anche questo diventa un problema veramente grosso. Però ripeto, anche questa, per esempio, questa azione fatta da Federfarma con la Croce Rossa vuol dire che il sistema si sta adattando alla situazione, cioè vuol dire che con, diciamo, il vecchio buon senso alla trevigiana e alla veneta e anche a livello nazionale stiamo mettendo in pratica tutte quelle buone pratiche che ti possono dire bene, i farmaci posso consegnarteli anche a casa, in farmacia vacci il meno possibile, tranne che in situazioni di estrema difficoltà in cui non hai quel tipo di condizione. E quindi noi da questo punto di vista saremo sempre vicino ai cittadini per supportarli. Abbiate pazienza se qualche volta le risposte non sono così chiare come le vorreste, perché le casistiche, come potete immaginare, sono migliaia di tante persone che ci chiamano e dicono io devo andare perché vedo mio papà che è anziano da solo una volta al giorno, ci posso andare o no? Cioè tutte queste situazioni che sono situazioni di cuore e sono anche, mettono anche noi in difficoltà. Allora la domanda è sempre, ci devi proprio andare o riesci a non andarci? Oppure puoi star là da tuo papà e star fisso lì da tuo papà evitando di andare su e giù? Cioè sono cose anche veramente di buon senso, ma che mettono anche noi in difficoltà, quindi capiamo anche il nervosismo dei trevigiani. È chiaro che anche negli affetti bisogna fare dei sacrifici in questo momento, proprio per il bene delle persone alle quali vogliamo bene, no? Molto, quindi... ci vedremo molto più tecnologicamente, Fortuna funziona le videochiamate, ci vedremo molto più così, ma anche la tecnologia ci aiuterà da questo punto di vista a superare questo momento che è lungo, e qua stiamo parlando che tutta questa cosa avviene da soli 4 giorni in realtà, se dobbiamo portarlo al 3 aprile è lunga, quindi... E forse sarà anche di più, non vorrei essere pessimista, ma guardi, leggevo proprio poco fa le dichiarazioni, adesso le vediamo insieme, di Ricciardi, che diceva insomma che sarà una cosa molto lunga, sicuramente si arriverà all'estate, magari non con queste misure, speriamo, ma comunque prima di poter in qualche maniera... Certo. Ecco, mi dicevano i colleghi, adesso mi segnalavano dalla redazione, che proprio poco fa sulla situazione è intervenuto anche il segretario della Lega, Matteo Salvini. Dovremmo avere l'intervista, sì, vediamola insieme, sentiamola insieme. Fatemi sapere dalla regia se abbiamo... Ah, non c'è, allora non è ancora pronta. Allora, vediamo intanto, parlavamo prima dei negozi, no? del punto sui negozi, ed è proprio forse questo l'impatto, diciamo, maggiore che si è avuto da questa mattina. Il Premier ieri sera, no, vedo Salvini, adesso dovrebbe essere pronto il video? Poi attenzione, a proposito di miracoli,
Abbiamo chiesto ufficialmente, e lo chiedo formalmente al Ministero dell'Economia e alla Guardia di Finanza, controlli, controlli, controlli sugli speculatori, su quelli che stanno aumentando di 10 o di 100 volte i prezzi di genere di prima necessità, sugli sciacalli che grazie al virus cercano di far quattrini, far business, sulla pelle degli ammalati o di chi è in cerca di elementi di prima necessità. Quindi controlli, aperture quando serve, il resto chiudere tutto, significa chiudere tutto. Io ho questo telefonino pieno di messaggi di imprenditori, di artigiani, di camionisti, di taxisti, di partite IVA, che dicono piuttosto che dover aprire l'ufficio, gli uffici sono aperti, gli studi professionali teoricamente sono aperti, gli uffici pubblici, ma ci sono dei sindaci che hanno tutti i dipendenti a casa. Ragazzi, chiudere tutto perché c'è emergenza sanitaria, ieri perfino l'OMS ha parlato di pandemia, vuol dire epidemia generale, quindi non è un'influenzina. Ascoltiamo i medici, ascoltiamo la comunità scientifica e ascoltiamo i tanti imprenditori che fanno un appello al governo, perché la scelta non può essere di Salvini, del sindaco. Tanti mi dicono: Matteo, fai qualcosa. Noi possiamo ascoltare, trasformare le vostre proposte in proposte sui tavoli di Conte e del governo, poi però i decreti del Presidente del Consiglio sono decreti del Presidente del Consiglio, i decreti governativi sono decreti del governo, quindi noi siamo collaborativi, siamo propositivi, siamo leali, e però se qualcosa non va lo diciamo. Non voglio essere, fra virgolette, complice di una situazione che mi sembra stia sfuggendo di mano. Chiudere tutto significa chiudere tutto. Gli altri hanno diritto di stare a casa, proteggere se stessi, la propria salute, quella dei propri dipendenti, quella dei propri figli e quella dei familiari. Idem valga per le fabbriche, per le aziende, per le imprese. Non è stato deciso nulla. Tutto è lasciato al buon cuore, al buon senso, alla buona volontà degli imprenditori italiani, che sono eroici. Stanno arrivando testimonianze eccezionali, però a proprio rischio e pericolo. Siccome il governo non ha messo nulla nel decreto, siccome non c'è nessuna indicazione, nessuna prescrizione, alcuni imprenditori hanno scelto di salvare e tutelare i propri dipendenti e quindi di chiudere. Ecco sì, allora abbiamo sentito le parole del segretario della Lega Matteo Salvini, un passaggio che vi tocca direttamente, quello relativo appunto al personale amministrativo dei comuni. Treviso in questo è un comune virtuoso perché gli uffici, diciamo, o con telelavoro o con la presenza fisica, insomma, sono funzionanti. Beh, diciamo che siamo stati un po' profeti di questo, dico la verità, perché in accordo col sindaco, che chiaramente è sempre informato di quello che facciamo, e da questo punto di vista veramente lo ringrazio, anche a volte di credere un po' alle follie degli assessori che spesso gli dicono delle cose anche forse più avanti di quello che è la realtà, perché la settimana scorsa abbiamo chiesto e ha voluto, e la Giunta ha approvato, un nuovo capitolo di bilancio di 100.000 euro esattamente per l'emergenza. Fatto mercoledì sembrava una cosa improbabile, perché una parte di quel fondo doveva andare e andrà all'acquisto di computer per il telelavoro. Sembrava incredibile, non tutti erano d'accordo, non la Giunta sicuramente, ma poteva sembrare una misura eccessivamente emergenziale per quello che era stato il decreto precedente, e invece grazie a quell'azione della nostra amministrazione ci siamo trovati pronti in questa situazione, perché se non avessimo agito in quel modo adesso avremmo rischiato, visto che adesso si impone che tutti, tranne le attività assolutamente non derogabili, debbano stare a casa, ci saremmo trovati ad andare a rincorrere casa per casa per dare il computer ai dipendenti pubblici. Quindi un decreto poi deve avere anche una declinazione sulla realtà, altrimenti si lascia alle amministrazioni locali, in questo caso siamo stati noi preveggenti, diciamola così, di agire come vogliono. Però io mi metto anche nei panni di un comune più piccolo che si ritrova ad avere 10-20 dipendenti e se li manda tutti a casa blocca qualsiasi tipo di attività. Cioè bisogna anche dare, quando si fa un decreto, poi la declinazione territoriale di quello che avviene, altrimenti esiste un ente che si chiama ANCI che può dare dei suggerimenti ottimi, il nostro sindaco peraltro è anche presidente di ANCI Veneto, e può dire
questo può avvenire, questo non può avvenire, questo si può fare in una settimana, questo si può fare in 3 giorni, questo si può fare in un giorno, cioè poi amministrare i comuni, le province e le regioni è un'altra cosa che amministrare lo Stato centrale. Sicuramente, sicuramente. Allora, abbiamo sentito, ne parlava prima il governatore Zaia nel discorso che ha fatto nel punto stampa delle 12:30 dell'appello ai donatori di sangue, un appello accorato a donare il sangue in questo momento di particolare difficoltà del sistema sanitario. Proprio per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico il presidente regionale dell'Avis. Buongiorno Brunello. Buongiorno a tutti e ai vostri ascoltatori. Buongiorno, allora grazie a lei per partecipare a questa lunga edizione straordinaria. La situazione sul fronte delle donazioni di sangue, dunque, com'è nel nostro territorio? Noi ovviamente ringraziamo il governatore, il presidente che ha fatto quell'appello, perché purtroppo la paura prende anche i donatori, quindi hanno paura di andare a donare, anche se c'è una circolare precisa del Ministero che dice non abbiate paura, potete andare a donare, anzi dovete andare a donare perché la raccolta di sangue è in crisi impressionanti in tutta Italia e anche il Veneto sta soffrendo perché ovviamente i donatori non si muovono. Quindi io faccio l'appello di restate a casa, restate a casa, restate a casa, però anche mi raccomando andate a donare, andate a donare, andate a donare, perché altrimenti gli ammalati non hanno il sangue che serve. Ecco, al momento vi risultano particolari criticità in regione? Sì, collegata alla mobilità è garantita per i donatori di sangue intanto e quindi faccio un appello a tutte le prefetture perché invitino le forze dell'ordine a far passare i donatori perché è uno stato di necessità tra le clausole previste. Ricordo che la donazione di sangue è un LEA, un livello essenziale di assistenza, e i donatori che vanno a donare sono tra questi, quindi devono poter andare a donare. E invece vediamo che anche qualche forza dell'ordine, qualcuno blocca i donatori e quindi i donatori poi che hanno già paura, come tutti i veneti hanno paura per il coronavirus, hanno un timore in più poi perché l'ospedale non è ovviamente il luogo più tranquillo, invece vanno a donare in assoluta sicurezza, anzi gli faranno un triage come tutti gli altri, possono andare a donare, in questo momento bisogna farlo, insomma, il Ministero dice di andare a donare, insomma noi facciamo appelli perché si vada a donare perché il calo è preoccupante. A febbraio abbiamo avuto un meno 24%, 25% circa, quindi, e adesso a marzo è ancora peggio. Ecco, una domanda, Presidente. I donatori di sangue vengono sottoposti ad un tampone, nel senso abbiamo sentito che sono molti i positivi asintomatici, quindi molto probabilmente nella popolazione veneta ci sono tante persone che sono positive al coronavirus e non sanno di esserlo perché non hanno alcun sintomo. Esiste la possibilità quindi di trasmettere il virus attraverso la donazione di sangue? È necessario che venga fatto il tampone? Come funziona? No, assolutamente, non viene fatto il tampone ai donatori. I donatori vanno a donare se stanno bene. E quando, come sempre, non adesso, come sempre si va a donare se si sta bene, perché se si sta male non si va a donare sangue. Quando poi, anche attraverso la chiamata delle Avis e di tutte le nostre realtà associative, vengono chiamati e prenotati ad andare a donare, si recano a donare, vengono ovviamente sottoposti alla misura della temperatura e tra l'altro vedo anche che ci sono donatori che vanno con le mascherine, non serve, cioè sono ovviamente gli operatori sanitari che devono ovviamente avere le mascherine, gli altri no, quindi poi il sangue non è trasmesso, ovviamente viene controllato ormai da anni, ovviamente ha un controllo puntuale prima di essere trasfuso e quindi la sicurezza è massima oggi. Bene, grazie. Io la ringrazio, Presidente. Condividiamo naturalmente l'appello a tutti i donatori di sangue per non avere paura, quindi per contribuire anche con questo loro grande gesto di generosità ad aiutare il sistema sanitario del Veneto che in questo momento è veramente sotto pressione. Assessore, mi segnalano dalla redazione diverse domande, anzi una in particolare in diverse declinazioni proprio per lei da Treviso, chiamano per le passeggiate.
Si può uscire a camminare? No. Ecco, No. no. Punto. State a casa. Non c'è margine, variazione ecco. perché altrimenti peraltro dovremmo declinare a passeggiare dove, con chi, nelle vicinanze. No, state a casa. Questo è l'appello. Se dovete muovervi è solo per i servizi essenziali, che abbiamo detto sono andare a fare la spesa o andare in farmacia. Peraltro con questo sistema attrezzato, se avete qualche patologia ve lo consegno a domicilio. State a casa. Guardate, purtroppo ognuno di noi, guardate, anche noi cerchiamo, fra virgolette, di trovare un escamotage per dire sì, là, no, bisogna stare a casa. Bisogna stare a casa. Insomma, è il momento anche per inventarsi come fare attività fisica Esatto. tra le mura domestiche. Esatto. Attrezzatevi a fare flessioni, a fare addominali a casa, leggetevi dei buoni libri che probabilmente avete nel cassetto sopra la scrivania da tanto tempo, guardate la televisione, però state a casa, assaggiate un buon vino, cucinate a casa, state a casa. Noi, guardate, io lo capisco, guardate, perché uno dice, peraltro il combinato disposti, queste bellissime giornate, questo sole, questa possibilità di uscire e anche onestamente non dovendo andare a lavoro molti si sentono, fra virgolette, hanno la voglia di uscire come abbiamo tutti. No, fa male, perché alla fine se non contagio io qualcuno posso essere contagiato e posso trasmetterlo a qualcuno, può avere problemi. Tenete sempre conto di quello, tenete conto che finora purtroppo sono stati contagiati, ma soprattutto le vittime sono soprattutto una popolazione anziana, ma pensate anche a tutti quei bambini immunodepressi. Cioè, non ne teniamo conto, le persone che hanno altri tipi di problemi che possono essere facilmente aggredibili dal virus. Ma ci sono comunque purtroppo ricoverati in ospedale anche tantissime persone, diciamo, di mezza età, la fascia dai 40 ai 60 mi pare a spanne, insomma, fosse quella maggiormente contagiata nei dati proprio forniti dalla Regione. Quindi mi raccomando, allora la domanda delle passeggiate è: state a casa, perché quindi altrimenti dovremmo non trovare, si può andare a passeggiare. Altrimenti dovremmo trovare 1000 situazioni in cui mi si chiede andiamo in Restera, perché è chiaro che i trevigiani in questo momento vogliono andare in Restera, abbiamo chiuso i parchi, tutti i parchi dove erano recintati, dove era possibile chiudere, il sindaco ha voluto chiuderli. Non è che siamo impazziti, perché è chiaro che noi abbiamo sempre detto andiamo all'aria aperta in situazioni normali, in questo caso no, dobbiamo stare a casa, non c'è, guardate, purtroppo nelle pieghe delle parole si potrebbero trovare altre soluzioni, ma non ci sono altre soluzioni, è quello di stare a casa. Quindi insomma questo è un appello che facciamo a tutti i trevigiani, anche a chi ama l'aria aperta, anche a chi ama andare a correre, anche a chi ama andare a camminare, alle mamme con i bimbi, non uscite, punto. Punto. Non c'è discussione, Ecco, allora, a proposito, ritornando al discorso dei negozi che appunto da questa mattina sono chiusi, sentiamo proprio le parole del Premier Giuseppe Conte. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa, che non garantiscono una distanza di 1 metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione, industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili.
Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come è il caso di fare la spesa. Ecco, quindi il Premier in questo discorso ha sottolineato chiaramente quelle che sono le attività consentite e quelle no, anche se poi si è determinata un po' di confusione comunque, me lo diceva appunto l'assessore poco fa, sono in molti che hanno telefonato, no? Anche in comune stamattina chiedendo ma posso, sì, no, l'elettricista piuttosto che l'idraulico, il piccolo artigiano, no assessore? Sì, allora la cosa bella di fare l'amministratore locale, io faccio l'assessore o il sindaco, ha anche diciamo un lato, cioè chiunque ti chiama e ti chiede, non chiamano il ministro, non chiamano il premier, perché chiaramente chiedono a te, e quindi anche tu sei in una fase, specialmente quando queste cose vengono lanciate alle 9:30 di sera, tutto in una fase interpretativa, perché ti devi leggere il decreto, poi sul decreto devi leggere le pieghe e le mezze parole su cui interpretare, e quindi non è semplice da questo punto di vista. È chiaro che si vive sempre di buon senso anche su tante cose, no? Se la priorità è la salute e quindi il non contatto con le persone, si parte da quella base per poi scendere in tutti quelli che sono i servizi. Cioè, mi si spacca la caldaia di casa e non ho più acqua, in qualche modo devo far uscire qualcuno. Cioè, è chiaro che lo devo fare con tutte le caratteristiche di sicurezza della persona che viene e delle mie. Cioè, però non sarà questo il momento, magari, se non in scadenza breve, di fare la regolazione della caldaia per fine stagione. Ecco, proroghiamo, cioè, questo sto dicendo, esiste un'emergenza in cui non ho più l'acqua in casa, in qualche modo devo agire, o mi si blocca la corrente. Voglio dire, certo. Però non autotroviamoci delle scuse per poi far diventare l'eccezione la norma. L'eccezione deve essere un'eccezione forte, perché il rischio salute è quello prioritario. Guardate, io lo diciamo continuamente, perché chiaramente questi casi sono tantissimi, ho la caldaia da regolare, no, se non è essenziale, se non stai al freddo o se l'acqua continua ad arrivarti in casa, fermati e aspetta questi 20 giorni, se puoi sopravvivere benissimo lo stesso, vai avanti. Cioè, anche andare a fare la spesa, chiaro che non deve fare la spesa, però cerchi di concentrare anche la spesa che deve fare, un po' di, come si faceva una volta, un po' di buon senso. Ti organizzi, fai per tutta la settimana in modo da non dover andare ogni limitare giorno, il contatto, chiaro. Quindi non sarà avrai una magari norma... il pane fresco proprio tutte le mattine, ma insomma esatto, ti puoi organizzare. Non sarà una norma che mi dice quante volte a settimana devi andare, perché non siamo in tempo di guerra in cui ti danno le razioni, però un po' di buon senso, se uno ci può andare una volta o 2 volte in questa situazione, carica la macchina e sta dentro in casa, cioè se non ha prodotti deperibili. È chiaro che se vuole la mozzarella di bufala tutte le mattine fresca, insomma, che si dia anche una limitata per questo periodo. Dobbiamo essere anche così, siamo in una situazione... In fondo sono dei sacrifici che sono piccola cosa rispetto a quello che stanno facendo per esempio tutti gli operatori sanitari e i medici che in questi giorni stanno veramente lottando in prima linea per noi e per la nostra salute. Pubblicità ancora, ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in studio, edizione straordinaria dei nostri TG dedicata all'emergenza coronavirus, ma quanto durerà tutto questo? Nessuno sembra saperlo con certezza. Ieri sera comunque nel discorso che ha fatto alla Nazione il Premier ha dato anche alcuni tempi di questa emergenza. Sentiamoli. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane.
Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi un paio, come dicevo, di settimane, e questo è molto importante. Quindi lo voglio dire, se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro, dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Ecco, lucidi, misurati, rigorosi, non è facile in questi giorni, ne parlavamo anche con i colleghi, per noi che facciamo questo lavoro, immagino per voi come amministratori, in tanti momenti no, è difficile anche mantenere una lucidità quando sei pressato da tanti messaggi, da tante cose che anche proprio dal punto di vista come dire, emotivo mettono abbastanza ansia ed angoscia in questo senso, no? Partiamo da un presupposto, rispetto a quello che stanno facendo i nostri sanitari, quello che sta avvenendo all'ospedale, il nostro, cioè il mio almeno è un lavoro molto marginale, cioè io mi immagino cosa sono i medici, come stanno lavorando i medici in ospedale, con che paura, con che ansia. L'abbiamo già detto tante volte, penso che li ringraziamo tutti veramente di cuore. Quando io mi paragono rispetto a loro, dico vabbè, per me è una passeggiata rispetto a quello che stanno facendo loro, e io li sento, perché ho anche amici anch'io medici, e li sento stressati a questo punto di vista, perché anche per loro è una battaglia nuova, una battaglia che non si aspettavano. Però ogni tanto, anzi spesso, io mi incrocio col sindaco, ci guardiamo e passiamo dal sorriso alle lacrime, perché anche noi diciamo una cosa del genere, proprio a noi doveva capitare. Cioè non esisteva un modello di una cosa del genere, cioè nessuno era preparato a una cosa del genere, cioè, non esiste amministratore o anche giornalista che ha visto in epoca moderna una cosa del genere, e ripeto, nell'era di social network, quindi in cui la comunicazione è sì tramite voi, ma anche tramite canali che poi vanno diretti a casa di ognuno, quindi bisogna stare attento a veicolare la mezza parola, il mezzo segnale, il mezzo passaggio, perché tutto è interpretabile, tutto è pesabile. E poi se ne sono viste e sentite di tutti i colori in queste settimane quindi, ormai. Da questo punto di vista, io devo fare veramente un elogio al governatore, che in questo momento sta tenendo la barra molto dritta, che è sempre stato molto chiaro, cioè non c'è mai stata possibilità di interpretarlo in maniera diversa. Il governatore ha sempre detto la gravità, cosa bisogna fare, dove bisogna andare, e alla fine siamo arrivati esattamente là. Potevamo farlo prima? Non lo so, questo è una questione sanitaria, decideranno i medici. Un giorno riusciremo a ricostruire questo modello, perché, diciamocelo anche francamente, una volta che ne usciremo, e ne usciremo, continuiamo a dirci, dobbiamo essere anche positivi, ne usciremo, dovremo anche costruire un modello di un'emergenza del genere. Perché vuoi mai che fra 10 anni risucceda? Noi non dobbiamo dimenticarci di quello che è avvenuto. Cioè, il modello sicuramente anche quello che sta accadendo in Italia, lo diceva proprio ieri l'OMS, no? Sì. Sarà un po' un modello per quello che molto probabilmente accadrà nelle prossime settimane negli altri paesi europei, perché insomma il virus si sta espandendo, magari in Francia piuttosto che in Germania si registrano numeri che avevamo 10 giorni fa qui in Italia, e quindi presumibilmente la situazione è destinata a ripetersi anche in altri paesi. A proposito degli amministratori in prima linea, abbiamo un messaggio che è stato pubblicato proprio poco fa dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a tutti gli altri sindaci della città metropolitana. Vediamo. Noi interrompiamo i mercati, quelli all'aperto, tutti i giorni, per i mercati ambulanti che non siano di generi alimentari. Vengono chiusi tutti. Noi siamo comunque una zona di frontiera. Prima roba si fa così, per cui si diventano gli assembramenti, eccetera, saremo sempre più rigorosi su questo, non solo dopo le 6 di sera, ma durante tutta la giornata. Non si devono fare degli assembramenti, è evidente, ma va detto, lo ripetiamo, c'è la campagna stampa, io sto a casa, dopo però lavoro. Con la scusa dell'emergenza chiediamo al governo l'estensione delle misure delle zone rosse, dei famosi 11 comuni, che vengono estesi anche a noi. Di fatto, per quello che abbiamo scritto a noi, è che si vengono estesi in tutta Italia ormai, visto che abbiamo dichiarato che la zona è tutta Italia. Insostenibile, non sarà sostenibile per il Paese se si chiuderanno le filiere produttive. C'è un problema che si sparisce.
Abbiamo il dovere di essere responsabili. Io questo l'ho scritto, lo dico, lo sostengo in maniera assolutamente trasparente. Cioè io sto in mezzo alla gente, stiamo invitando a non bloccare la filiera industriale del paese, contro altri dicono altre cose, la filiera industriale, non quella del commercio, dove si può valutare anche ulteriori restrizioni, cioè perché fa parte della mobilità delle persone. Poi vediamo agli atti di oggi cosa si può e non si può fare, ma quello che stiamo sostenendo noi è che il governo deve valutare, assieme all'Europa, assieme a tutte le forze, maggioranza e opposizione, quali sono i ristorni economici da dare alle imprese e alle famiglie. Ecco, questo abbiamo sentito un estratto del discorso del sindaco di Venezia agli altri primi cittadini della città metropolitana che si sono ritrovati oggi all'auditorium, all'ex auditorium della provincia di Venezia, ora della città metropolitana di Venezia. Quindi abbiamo sentito mercati sospesi, tranne che per quei banchi che vendono generi alimentari. A Treviso è già così, sì, da qualche giorno. Sì, sì. A proposito dei sanitari, volevo farvi vedere questa foto di uno striscione che è apparso poco fa davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso. Un grazie a voi, siete i nostri eroi. Quindi c'è anche questa grande solidarietà da parte della popolazione nei confronti del personale sanitario che sta veramente lavorando a dei ritmi, diciamo, quasi disumani proprio per affrontare questa emergenza e rischiando anche del proprio, perché non dimentichiamo che purtroppo tra i positivi molti sono anche sanitari, personale sanitario, medici, infermieri che non si stanno proprio risparmiando in questi giorni di emergenza sanitaria. Ieri c'era stato un altro striscione davanti all'ospedale di Conegliano, oggi questo davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso. Una vera e propria emergenza sanitaria, quella che il nostro paese si trova ad affrontare, per la quale proprio per la gestione nello specifico dei posti di terapia intensiva, perché abbiamo capito insomma anche dalle parole del governatore Zaia oggi che il vero problema è proprio quello, perché il 10% delle persone che finiscono in ospedale vanno nelle terapie intensive e i posti letto sono limitati, sono quelli che sono, e quindi si rischia in caso di una diffusione incontrollata dei contagi di non riuscire più ad avere posti disponibili nelle terapie intensive. Proprio per questo il Premier Conte ha nominato un commissario straordinario. Sentiamo quindi questo passaggio del discorso di ieri sera. A breve nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampi poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive. Avrà anche il potere di creare nuovi stabilimenti, di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia e si avvarrà di questa struttura già consolidata, già esperta nel settore industriale. Si coordinerà con il dottor Borrelli. Ecco, c'è qualche problema nell'audio, comunque insomma l'avete sentito, è stato nominato questo nuovo commissario che avrà proprio l'incarico di gestire quella parte di sanità relativa alle terapie intensive. Abbiamo sentito le opposizioni, abbiamo sentito prima le parole del segretario della Lega Matteo Salvini, poco fa il video postato di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Sentiamo. Perché vedete, chiaramente adesso inizia il momento
difficile per noi. Adesso è il momento in cui noi dobbiamo dimostrare quanto valiamo, come popolo, come nazione. Adesso è il momento in cui noi dobbiamo decidere se vogliamo davvero occuparci dei più deboli, dei più fragili. Ho visto due cose che mi hanno colpito molto oggi. Una bambina piccola che affronta un brutto male, faceva un video dicendo: vi prego, state a casa, perché la mia malattia, la malattia che la rende immunodepressa, insomma, se il virus gira troppo per me potrebbe essere particolarmente pericoloso. E un'altra ragazza in chemioterapia ha detto: avrei voluto stare a casa anche io oggi, non ho potuto. Ecco, noi dobbiamo occuparci adesso dei più deboli. Certo, il sacrificio che ci si chiede a stare a casa, a chiudere le nostre attività, a non poter vivere la vita di libertà che siamo abituati a vivere, è un sacrificio importante. Però questo è anche il momento in cui noi possiamo dimostrare di essere la grande nazione che io so che siamo. Questo è il momento nel quale noi possiamo davvero girare gli occhi del mondo intero sull'Italia, e vorrei che fossimo fieri di quello che faremo nei prossimi giorni, di quello che faremo nelle prossime settimane. Intanto il fatto di non poter andare per locali, non poter andare a mangiare fuori, di non andare a lavorare, forse potrebbe tornare a farci ricordare cose alle quali noi ormai che non degniamo più neanche di uno sguardo. Le cose più semplici, le cose più normali. Fermarci a pensare, riflettere su chi siamo, giocare con i nostri bambini, stare con la nostra famiglia, fare cose che nella frenesia quotidiana non abbiamo più il tempo di fare. Potrebbe, per paradosso, regalarci qualche grande emozione, potrebbero regalarci i prossimi giorni e questa limitazione della nostra libertà, questa modifica così straordinaria, seppure per pochi giorni, del nostro stile di vita. E poi potrebbe ricordarci che noi siamo l'Italia. Noi non siamo una nazione qualunque, noi non siamo quelli che guardano sempre fuori dai propri confini nazionali dicendo guarda loro, tendiamo a farlo, ma noi siamo l'Italia. E questo è il momento in cui possiamo dimostrarlo. In questi giorni ho sentito un sacco di gente dire: avete visto i cinesi, avete visto la Cina? Ma sono cinesi, ma loro sono organizzati, ma loro hanno debellato, ma loro sono andati veloci, ma loro sono stati bravi. Vorrei che fra 2 settimane parlassero tutti di noi, che il mondo intero parlasse solo dell'Italia, di come l'Italia a un certo punto si è guardata negli occhi, di come l'Italia a un certo punto si è alzata in piedi e non ha rincorso il virus, lo ha anticipato e lo ha sconfitto. Questo è il nostro momento, questo è il momento dell'orgoglio, è il momento della determinazione, è il momento della forza, della dignità, è il momento del rispetto delle regole. Questo è il momento di essere italiani. Noi non possiamo toccarci, ma è come se in questo momento ci stessimo prendendo tutti per mano e decidessimo insieme di combattere questa battaglia. Quindi viva l'Italia, siate fieri di quello che riuscirete a fare nei prossimi giorni, anche delle difficoltà, dei sacrifici che affronterete a testa alta, che affronteremo a testa alta, e fra 2 settimane, fra qualche settimana probabilmente, tutto il mondo si girerà a guardare questa nazione straordinaria, che non è l'Italia spaghetti e mandolino che a qualcuno piace raccontare, ma è un'Italia fiera, orgogliosa e capace di rispettare le regole e di uscire da situazioni molto complesse come quella che stiamo attraversando. Ci sentiamo nei prossimi giorni, chiaramente continueremo a stare tutti in contatto e anzi sarà un'occasione per fare diversi approfondimenti. Vi auguro di essere fieri, vi auguro di essere orgogliosi, vi auguro di essere determinati e vi auguro di passare dei bei momenti di emozione con le vostre famiglie nelle prossime ore. A presto e viva l'Italia!
Ecco, questo è il messaggio di Giorgia Meloni. Nel frattempo volevo anche commentare con lei velocemente questo messaggio che è appena arrivato, perché purtroppo anche in situazioni così difficili, così drammatiche, ci sono delle persone che se ne approfittano. Stanno arrivando nelle case di diversi trevigiani delle telefonate, assessore, di persone che dicono di essere della Protezione Civile regionale, chiedono se in famiglia ci sono casi di tosse, febbre, raffreddore, che loro passeranno domani a fare il tampone perché la regione sta facendo il tampone a tappeto a tutti. Allora mi raccomando, è una truffa, si tratta di una truffa, si approfittano quindi delle paure delle persone, perché ovviamente tutti siamo allarmati e spaventati dalle notizie che sentiamo, per entrare nelle case e rubare. Assessore, è veramente incredibile come possono verificarsi delle cose del genere. Diciamo che preferirei non dire nulla, perché quando si sentono queste cose perderei l'aplomb dell'assessore in questo caso, e diciamo passerei ad altre cose, perché è veramente una vergogna, che ci vorrebbe veramente, per quelli che fanno queste cose qua, la legge marziale, perché non è possibile che uno in queste situazioni, in questi momenti di paura, possa pensare minimamente di fare una cosa del genere. Guardate, preferisco perfino non commentarlo, perché vorrei non dire qualcosa di non corretto in diretta in questa fascia, però guardate, è una vergogna. Comunque voi seguite i canali istituzionali, fate una cortesia, anche le persone anziane che sono da sole, chiamate, fate una telefonata al parente, al figlio, a qualsiasi, chiamate il sindaco, l'assessore, piuttosto vi diamo una mano noi. Le forze dell'ordine che sono preposte, chiamate chi conoscete, e chi non conoscete ci contattate anche su Facebook e vi diamo una mano noi. Non cadete in queste truffe, per carità, che in questa situazione non riusciamo ad arricchire anche qualche deficiente o qualche mona, come diciamo le nostre parti, che pensa bene di far soldi in questa situazione. Quindi piuttosto, guardate, contattate chiunque conosciate, contattate anche noi tramite i mezzi che riuscite, contattate il nostro sociale, ma contattate Antena 3 se proprio dovete avere più informazioni, ma evitate di comunque nessuno andrà mai per le case, soprattutto con queste modalità. A proposito di persone, diciamo così, poco intelligenti, ci aggiunge anche un'altra notizia che arriva dai carabinieri, i carabinieri di Vittorio Veneto, che proprio ieri sera hanno fermato due persone, un 55enne ed un 24enne a Colle Umberto, peccato però che entrambi fossero residenti a Conegliano. Alla richiesta di fornire chiarimenti sulla loro presenza hanno riferito che erano in giro per l'acquisto di una bicicletta. Ebbene, entrambi sono stati denunciati. Attenzione, perché si tratta di una denuncia penale, quindi le conseguenze di queste, diciamo, leggerezze possono essere veramente molto gravi. Altre due persone, anzi altre quattro persone, quattro giovani che si trovavano all'esterno di un bar che aveva regolarmente chiuso dopo le 18 a Moriago della Battaglia, sono stati identificati dai carabinieri, e anche questi non hanno potuto giustificare con un valido motivo la loro presenza in un comune che era diverso da quella della loro residenza. Peraltro appunto non erano nemmeno alla distanza di sicurezza, quindi anche queste persone sono state denunciate. Peraltro insomma stavano consumando delle bibite, non si sa bene se portate sui tavolini del bar, che era regolarmente chiuso e che erano rimasti fuori. Quindi insomma anche questa è una raccomandazione: rispettate quelle che sono le misure restrittive. Non si può uscire di casa, non si può andare in giro per motivi che non siano, lo ripetiamo ancora una volta, Assessore, strettamente legati all'acquisto di alimenti o a o se uno deve andare in farmacia, o per tutte quelle condizioni che il decreto, e abbiamo fatto un decalogo, potete trovare su Facebook, elenca. Quindi fate tutto da dentro casa tranne quelle condizioni, e comunque utilizzate il buon senso per limitare al massimo quelle condizioni. Un piccolo esempio: se potete in famiglia ci vada uno e con un tempo molto lungo a fare la spesa, non serve che ognuno di noi esca e vada a fare la spesa una volta al giorno. Cerchiamo di avere anche del buon senso, insomma siamo anche veneti, ce l'abbiamo il buon senso di nostro, cerchiamo di applicarlo specialmente in questa condizione in cui possiamo far danno a noi stessi e ai nostri cari, teniamo conto di questo.
un virus non ha distinzione sociale, un virus colpisce chiunque. Certo, e quindi insomma è importante seguire, lo ripetiamo ancora una volta, queste raccomandazioni che ha ripetuto ancora con grande fermezza, spiegando quelle che potrebbero essere le conseguenze, il governatore Zaia, facendo il punto dell'emergenza alla sede della Protezione Civile regionale oggi alle 12:30. Lo risentiamo quindi insieme. Ringrazio intanto l'assessore Manera per essere stato qui con noi in questa parte della lunga diretta. Grazie assessore, sentiamo insieme le parole del governatore Zaia. Buongiorno a tutti, il solito punto stampa che si fa più o meno a mezzogiorno. Vi dico, stamattina abbiamo avuto la videoconferenza ovviamente con il gruppo di coordinamento dell'unità di crisi della protezione civile. Abbiamo discusso di un po' di partite e ovviamente si è parlato anche del DPCM di ieri sera e delle ricadute che avrà. Vi dico però prima i dati di giornata rispetto al tema sanitario e quindi all'emergenza sanitaria. Abbiamo in questo momento 1318 persone positive, che vuol dire che sono persone che sono state rilevate dai test, dagli oltre 20.000 test che abbiamo fatto. E questo non significa che i positivi in Veneto siano solo 1318. Qualcuno mi dice: ma come si può pensare che a metà aprile possano esserci 2 milioni di veneti contagiati quando oggi ne abbiamo solo 1318? Oggi non ne abbiamo solo 1318, abbiamo 1318 persone intercettate da oltre 20.000 test fatti. E per questo motivo la ristrettezza delle misure e l'invito a non uscire di casa è indirizzato a quelle persone che sono positive, che non sanno di esserlo, mai lo sapranno perché mai verranno magari intercettate da un test, e che però sono contagiose, cioè riescono a dare un contagio con un R0, come si dice, 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva può contagiare 2,4 persone, che a sua volta contagieranno 2,4 persone, che a loro volta contagieranno 2,4 persone, quindi capite la crescita esponenziale. Allora, 1318 persone positive, 308 cittadini ricoverati, 83 in terapia intensiva, 30 persone che sono decedute. Purtroppo devo riaggiornare, siamo già a 32 perché dopo il bollettino di questa mattina, che è questo qui, abbiamo avuto l'ultimo decesso per il quale mi hanno informato, è il decesso di una persona, di un cittadino di Bassano ricoverato. Sì, Bassano? Sì, sì, sì. Detto questo, il decreto, il DPCM, quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, impone ulteriori misure restrittive. Non sono totalitarie, sono nel senso che non riguardano tutte le attività. Avete visto e avete avuto modo di vedere queste misure riguardano le attività commerciali, riguardano tutta una serie di attività, escludono le attività industriali, diciamo le attività produttive, per le quali stiamo già lavorando, vi dico già, cercando di capire se riusciamo a costruire addirittura un'ordinanza per fare in modo che sia uniformata anche l'atteggiamento rispetto ai DP e quindi a tutti i dispositivi di protezione, piuttosto che a tutte le partite di rispetto delle regole, che sono quelle delle distanze utili tra lavoratori, o il tema della disinfezione dei locali o della disinfezione delle mani con i presidi che ci sono, che sono la mucchina o l'acqua e varachina o soluzioni alcoliche. Dall'altro c'è un altro tema che stiamo affrontando in queste ore, che è quello del trasporto pubblico locale. Sempre nel decreto si demanda alla Regione ovviamente di fare le verifiche sul trasporto pubblico locale, e quindi anche qui allora i due fronti che sono seguiti sostanzialmente dall'assessore De Berti per il trasporto pubblico locale, che si sta interfacciando con i colleghi assessori, dall'assessore Marcato idem per le attività produttive, e ovviamente l'assessore Lanzarin sul fronte della sanità. Restano impegnati tutti gli assessori, a iniziare dall'assessore Bottacin, che ha la protezione civile, e poi ovviamente tutta la squadra, insomma tutti gli assessori
della Regione sono impegnati. Detto questo, vi voglio anche ricordare che noi stiamo predisponendo un piano che vi presenteremo, che è il piano che prevede alcune misure straordinarie anche sul fronte della sanità. Abbiamo bisogno, visti gli algoritmi, viste le proiezioni che abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia spazio negli ospedali. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare, garantendo sempre la sanità. Un appello lo faccio, per dire, non so, l'emodialisi è garantita, un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di metterlo in evidenza, non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Questo assolutamente. Quindi stiamo preparando questo piano che nei prossimi giorni vi presenteremo. Domani avremo un punto stampa nel quale presenteremo un'iniziativa a mio avviso importante a favore dei veneti, sulla quale stiamo lavorando da una decina di giorni con un'impresa e forse possiamo essere utili con questa iniziativa che presentiamo. Mi fermo qui, domani presentiamo il tutto. Ultima roba importante, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno dando da fare in queste ore, ovviamente il mondo della sanità del Veneto, che ringraziamo sempre, la protezione civile, i medici di base e fra l'altro arriva sempre la richiesta di dispositivi, le mascherine. Non è che siamo disorganizzati, la verità è che sono centellinate e ce le danno col contagocce, visto e considerato che ne stiamo comprando in tutto il mondo di mascherine, ne abbiamo comprate in Sud America, ne compriamo in Asia, però abbiamo dei tempi di fornitura che non sono quelli propriamente nostri, che sono quelli, vabbè, ci mettono qualche giorno, però è pur vero che non ne troviamo, cioè non si trova materiale, addirittura una partita da 500.000 è arrivata allo sdoganamento, è letteralmente scomparsa, nel senso che qualcun altro l'ha intercettata e se l'è comprata in qualche altra parte del mondo. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa e getta. Però insomma siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna. Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini ospedali, ma portiamo di volta in volta. Anche questo fa capire che tu puoi essere la persona più ricca del mondo, ma poi con i tuoi soldi, se non trovi uno che è disposto a venderti una mascherina, vai in difficoltà. Voglio ringraziare i farmacisti che oltre ai medici di base sono in prima linea e penso che sia doveroso ricordarci anche dei farmacisti, e poi un ringraziamento, guardate, veramente di cuore, e ci tengo a sottolinearlo, ai sindaci perché mi rendo conto che sono bersagliati da richieste dei cittadini, mi rendo conto che sono in prima linea, mi rendo conto che avrebbero diritto a informazioni come tutti noi speriamo, no? Cioè, auspichiamo nell'amministrazione di avere sempre le cose belle cucinate al punto giusto. Non è così, siamo in emergenza, come le riceviamo noi all'ultimo minuto le ricevono anche i sindaci, però li ringrazio di cuore perché i sindaci stanno facendo un grande lavoro, il lavoro del dialogo con i cittadini, il lavoro di assumere decisioni, il lavoro di curare l'interesse del cittadino, che in questa fase è quello della salute pubblica. Quindi ringrazio i sindaci veramente uno ad uno, gli oltre 570 sindaci del Veneto. Sbaglio sempre i numeri perché non mi ricordo mai quanti comuni si sono fusi, non fusi, eccetera, però insomma il plotone, quell'esercito della salvezza che sono i sindaci del Veneto. Quindi veramente grazie di cuore, e sappiano che il mio pensiero
è sempre nella loro direzione, ma so anche che i nostri comuni sono in buone mani, perché oggettivamente i sindaci non si sono persi in polemiche, non si sono persi in schiumoni mentali, ma sono sempre stati operativi. E immagino che con l'ultima ordinanza comunque avranno avuto un po' di più chiarezza, pensati ai mercati settimanali piuttosto che il tema degli edifici, diciamo degli esercizi commerciali e quant'altro, quindi grazie anche ai sindaci. Ultimo appello, l'ho detto ieri, ai cittadini: restate a casa, cercate di rispettare in maniera assolutamente rigorosa le regole, è fondamentale che si rispettino le regole. Vi posso garantire che l'algoritmo e diciamo, il gruppo di studio che ci dà i numeri anche ieri ha sbagliato di 2 pazienti in difetto, quindi vuol dire che l'algoritmo funziona, e se l'algoritmo funziona come ha funzionato oggi, cioè la previsione funziona come ha funzionato oggi, noi adesso avremo pian piano la crescita esponenziale. Ci auguriamo che l'uomo sbagli in questa fase e vinca la sorte, vinca come si può dire, il corso della storia che è quello della natura. Però siamo davanti a un virus temibile. Qualcuno dice: ma dicevate che non era così. Ci dicevano che non era così. Tutti si ricordano gli scienziati, i professoroni che andavano in TV, nei media, voi stessi li avete registrati, intervistati, che parlavano di virus, di una specie di influenza o robe del genere. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate. Cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare, e quindi la macchina garantisce l'ossigeno al corpo in attesa che i polmoni si rimettano in buono, cioè si guariscano e tornino a dar vita libera, normale a quel corpo. Quindi guardate che le terapie intensive, ve lo ripeto, non sono frequentate solo da anziani. Finiamola con queste monate e con queste informazioni che si diffondono. State in casa, evitate, vedo circolando in macchina, vedo a volte campetti dove vedo gruppi di ragazzi che vanno a giocare. Non fate queste cose, perché se pensate di essere invincibili non è così, e comunque anche se lo foste portate a casa il contagio alla mamma, al papà, al fratellino più piccolo, piuttosto che al nonno, alla nonna, e quindi penso che a tutti dobbiamo chiedere un grande atto di responsabilità. Guardate, io oggi ho voluto postare, e ringrazio Chiara Zena di Teen Zone, quindi i ragazzi malati dell'oncoematologia che hanno ovviamente patologie oncoematologiche, quindi malattie importanti, malattie che si possono guarire, ma malattie che debilitano, malattie che ti rendono immunodepresso per le cure. Ecco, io oggi ho postato sui nostri canali il video di questi ragazzi. Sono tutti ragazzi giovani che fanno un appello ai loro coetanei, ma a tutti noi cittadini, e sostanzialmente dicono: rispettate le regole, perché se il virus raggiunge noi non siamo in grado di difenderci da questa bestia. Ne verremo fuori, però vi ricordo che la vera cura siamo noi, la vera cura siamo noi. Quindi ai cittadini dico: ho visto che già ieri si sono svuotate le città, i marciapiedi eccetera, fatelo ancora di più. Non è una sfida rispetto alla macchina della polizia o dei carabinieri o dei vigili di dire: boh, l'ho fatta franca, sono riuscito ad andare a farmi il giro per il centro città piuttosto che altre monate del genere. Dovete stare a casa, e a casa, mi raccomando, lo dico ai cittadini, non organizzate cene di condominio, cene con i parenti, cene con gli amici, incontri, divani per guardare la TV, tombole, carte o altre menate del genere. Pensate di restare a casa col vostro nucleo familiare. Probabilmente in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi e asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete,
non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Quindi stare a casa e rispettare le regole aiuterà tutti a fare in modo che possano essere praticate le cure in maniera ragionevole e sostenibile nei nostri ospedali. Abbiamo 60 ospedali, 68 ospedali, 54.000 dipendenti, abbiamo una squadra eccezionale di sanitari, di medici, infermieri, OS e tutto quello amministrativi e vari, e siamo abituati a erogare 60 milioni di prestazioni sanitarie, però oggi siamo preoccupati della velocità del contagio, quindi state a casa.